Amici sportivi degli amici kart del Triveneto, buon pomeriggio e benvenuti al penultimo appuntamento di questo campionato 2023, il secondo appuntamento indoor di questa stagione. In questo caso siamo appunto al Pordenone Kart Indoor, appunto per il penultimo appuntamento di questo campionato molto scoppiettante, perché la classifica recita che i primi tre della classe sono chiusi nell'arco di 5-6 punti, quindi vedremo se poi dopo questo appuntamento a Pordenone ci sarà un allungo decisivo in classifica oppure tutto sarà rinviato all'ultimo appuntamento al B-Karting tra un mesettino circa. Però intanto per CTS Sport Luca Malaspina e al mio fianco Marco Muccia. Ciao Marco! Ciao a tutti, benvenuti. Siamo prontissimi per questo penultimo appuntamento della stagione, in un circuito che promette spettacolo. Eh sì Marco, diciamo che poi fuori onda mi hai anche un po' raccontato che tu questo circuito l'hai anche praticato dal vero, quindi ci puoi anche un po' raccontare eventualmente la tua esperienza. Però appunto, come potete vedere da queste primissime immagini degli highlights, si corre ovviamente al chiuso, perché ovviamente siamo a novembre e le condizioni meteorologiche, diciamo, sono un po' più leggermente fredde rispetto a magari alle gare precedenti, perché diciamo che l'inverno sta per arrivare, quindi puoi anche dirlo, fa freddo. Però diciamo è un bel circuito, fisico e interessante anche dal punto di vista dei sorpassi, e io li ho fatti tutti e due in realtà. È anche quello che arriverà dopo che mi è piaciuto particolarmente di più. Però attenzione, perché stiamo per partire con la bronzo 3. eh sì, partiamo con la prima categoria di giornata, la bronzo 3, con Chipuz in pole position in 40.010. Poi abbiamo MLRGRG in seconda posizione, poi abbiamo Margheron e Andrea 27 in seconda fila, Eli 1 e Davide F in quinta e sesta piazza, poi abbiamo SBK e Andre 2000 in settima e ottava posizione, poi abbiamo Emi 92 e Mario 89 per quanto concerne la quinta fila, poi abbiamo Jody 87 e Mad Matt in penultima fila, e a chiudere la gara di partita abbiamo Will Cat con Pezzo 93. Tutto pronto per quindi la partenza della prima categoria di giornata, ovvero la bronzo 3. Tra l'altro la pole position è stata appunto stabilita in 40.010 e il record della pista è stato 1,5 secondi più veloce, quindi insomma già da qui si può capire il livello. Pronti e via, con Chipuz favorito dalla traiettoria della prima curva, mantiene facilmente la prima posizione e quindi già nelle primissime curve Chipuz può condurre tranquillamente questo gran premio del Pordenone Kart Indoor, non appuntamento, ricordo, di questo campionato 2023 degli amici kart del Triveneto. E già vediamo dei contatti molto pesanti, e gareggiare in un circuito indoor rispetto a uno outdoor, Marco, implica ulteriormente più contatti e diciamo bisogna farsi largo, ma proprio letteralmente, per cercare un sorpasso. Bisogna farsi largo e bisogna anche essere molto attenti. I primi da questo punto di vista hanno un vantaggio, quindi la qualifica diventa decisiva, perché più rimani mescolato nella pancia del gruppo, più ci rimani dopo, perché poi tra contatti è più probabile avere contatti e poi perdere tempo, perdere ritmo. Invece guarda come si può correre fluidi con il ritmo di Chipuz. Questi onboard sono molto utili, perché comunque i ragazzi fanno tempi veramente belli, quindi possono essere presi anche da ispirazione per tutti gli altri amatori che magari vogliono andarsi a fare un giro in kart con gli amici, si guardano i video degli amici kart del Triveneto, degli onboard, per vedere le traiettorie, un po' come farle. Sono veramente molto interessanti. Bello qui intanto il sorpasso all'interno. Sì, e intanto bel duello per la terza posizione tra Margheron e Eli 1. Sì, Marco, hai assolutamente ragione. Tra l'altro un dato statistico è che questa pista di media è larga circa 5,20 m, e capisci che a fatica due kart a fianco ci stanno a fatica, mentre invece la lunghezza del circuito è di 600 metri con 11 curve a sinistra e 9 a destra. Però appunto bisogna davvero farsi largo per tentare un sorpasso, con Chipuz che ha completato il giro numero 3 in testa con MLRG
In seconda posizione poi abbiamo Margheron, che si è alla fine difeso da Eli 1 e quindi il sorpasso poi non è stato tentato, anche se adesso Eli 1 tenta il sorpasso. Molto bello quel sorpasso da parte di Eli 1 a conquistare la terza posizione su Margheron. Poi abbiamo SBK, Andre 27 e Andre 2000. A chiudere la top 10 abbiamo Davide 71. Però diciamo che il sorpasso di Eli 1 su Margheron è stato molto bello, molto pulito. Non c'è stato bisogno di spintonare, quindi davvero un bel sorpasso. Un sorpasso bello da vedere. Sì, e per il momento i ragazzi davanti ci stanno dando una bella lotta, è molto sportiva, non ci sono stati punti troppo pesanti, hanno grande rispetto anche perché è vero che è difficile sorpassare prima, non è possibile e è bello quando poi i piloti corrono sportivamente e ti dà anche più di soddisfazione quando riesci a fare un sorpasso veramente fatto bene, pulito, ti dà una gran soddisfazione. Cipo sta tenendo un grandissimo ritmo, ma in generale tutti i primi quattro stanno tenendo un bel ritmo, veramente impressionante il livello che riescono a tenere dagli altri, anche se vale secondo me la regola che ti dicevo prima, se poi ti vieni invischiato in un contatto diventa poi complicato risalire la china. Sì, assolutamente sì, perché poi tra l'altro con questo, perché poi la tipologia di asfalto è anche molto diversa rispetto a un circuito outdoor dove la superficie è proprio l'asfalto puro, mentre qui invece è un po' un cementato, se posso dire la verità, e quindi il fatto già di controsterzare sia sul posteriore sia sull'anteriore è molto facile, e quindi bisogna anche stare molto attenti anche a fare le curve in maniera pulita senza appunto controsterzare. Nel frattempo Chipuz doppia il kart numero 16, ovvero quello di Mad Matt, che dovrebbe avere un problema perché già dopo 6 giri essere doppiato vuol dire che c'è qualche problema, quindi adesso manteniamo un secondo l'attenzione su Mad Matt, perché forse può esserci il ritiro da parte del kart numero 16, però appunto Chipuz sta mantenendo la leadership senza problemi, dà anche una controllatina dietro giusto per vedere che la situazione sia sotto controllo. Però appunto un circuito, quello del Pordenone Kart Indoor, molto tecnico, anche se alcune parti presenta anche dei tratti molto veloci, per esempio questo qua del traguardo che è abbastanza veloce, e anche curva 1 e curva 2, però appunto molto tecnico, quindi dove insomma quei piloti in cui sono molto competitivi nella parte tecnica del tracciato possono esaltare le loro qualità. Nel frattempo Eli 1 e Margheron passano rispettivamente in seconda e terza posizione nei confronti di MLRG, che scende in quarta posizione, mentre invece SBK, Andrea 27 e fino a Pezzo 93 che è in nona posizione, le posizioni per loro rimangono le medesime rispetto al passaggio sul traguardo precedente. Però vedo un Chipuz che mantiene un bel ritmo, con Eli 1 che sta pian piano rosicchiando qualche decimo nei confronti appunto dei leader della corsa, con Margheron che mantiene la terza posizione e MRGRG, meno male, questa volta ho detto giusto il suo nickname, in quarta posizione. Però attenzione, perché vedo un Eli 1 molto in palla e vediamo se appunto sarà capace di richiudere il gap nei confronti di Chipuz. Staremo a vedere. Intanto qua vediamo il passaggio su questo tratto della pista, anche in questo caso molto tecnico, sul tornante sinistro, chiedo scusa. Però vediamo, sono molto curioso, Marco. Fino adesso una gara abbastanza aperta. È aperta, i primi 4 viaggiano bene e Chipuz sta perdendo un po' il suo vantaggio, ma è importantissimo avere punti di riferimento davanti che poi ti permettono di guidare più tranquillo. Il gran compito c'era Eli, che sta un po' tenendo il ritmo un po' più alto adesso, e Margheron invece è MLRGRG stanno ottenendo. Vedo che anche te hai difficoltà a dire quel nickname lì, Sì, non ci sta. Però il fatto di Chipuz è molto bene che ha già doppioni davanti, perché poi ti danno un po' di punti di riferimento davanti, no? Che stai un attimo. Guarda che quando sei a un livello molto alto sei bravo a tenere anche il tuo ritmo, soprattutto quando sei davanti e cerchi di stare abituato a stare davanti. Sai che devi tenere un ritmo alto e cerchi di seguire sempre bene le traiettorie. Però quando poi hai un kart davanti, sai, quando senti un po' il profumo del sorpassino, è sempre quella cosa un po'. Soprattutto per la testa della corsa, Marco. Oh sì, assolutamente.
assolutamente. Infatti penso che Eli sia la più agguerrita in questo momento perché è proprio per quello. Bandiera blu? Eh sì, bandiera blu perché Cipuz ha perso da diverso tempo nei confronti del doppiato, quindi può giocare un ruolo fondamentale il fatto di doppiare gli altri piloti, quindi non è scontato avere comunque i doppiati a favore, Marco, perché sì, va bene, hai dei punti di riferimenti, però tipo, attenzione! Che entrata all'interno da parte di Eli nei confronti di Cipuz. Qui ha sgomitato parecchio Eli, non so sinceramente se sia un sorpasso regolare, Però non stiamo a dire sì, è stato molto tosto, Cibo sembra essersi perso un po'. Vediamo se avrà deve essere bravo a non perdere tanto tempo, perché poi anche solo per mandarlo a quel paese tempo ne perdi quando potresti stargli dietro incollato e qui mentalmente diventa difficile. Però si può fare ancora ed è una bella gara aperta, assolutamente ancora lunghissima, e non sembra neanche metà, però sta diventando molto interessante, senza dimenticare che in realtà non è aperta tra il primo e il secondo, ma anche Margaron e MLRGR e G ci sono, Sì, è vero, però questo sorpasso di Eli 1 potrebbe aver insomma dato un colpo importante alla categoria bronzo 3, perché comunque adesso si sta anche leggermente forse allontanando, vediamo adesso il giro il 13° giro che appunto finisce in questo momento con L1 appunto al comando, che gira in tempi di 40.057 e invece Cipuz ha girato addirittura in 41.626, quindi addirittura un secondo, oltre un secondo e mezzo ha perso in questo passaggio Cipuz nei confronti di L1, che adesso dovrà doppiare un pilota davanti e quindi potrebbe fare gioco come in precedenza, non in maniera fortunata, ma così non è, perché comunque L1 doppia facilmente il kart numero 2 e sto parlando, anzi no, il kart numero 2 è proprio lei, quindi forse ho letto male il numerello del kart doppiato, però intanto Cipuz si è rimesso sotto, quindi ha riguadagnato quel secondo e mezzo che aveva perso in precedenza, quindi Eli adesso dovrà essere molto brava a mantenere i nervi saldi e cercare di non farsi passare nei confronti di Cipuz. Perché più che altro il sorpasso al doppiato di Cipuz è stato molto pulito, Eli invece è stato bloccato un po' di più, però il fatto sta che comunque sì, Cipuz sta tenendo un ritmo forsennato, vediamo se sarà questo il momento giusto. Questo è un bel sorpasso, forse aveva preso un po' troppo largo ed è uscita la curva il kart prima. Intanto i primi tre sono tutti insieme, perché Eli1, Cipuz e Margeron sono abbastanza vicini tra di loro, e quindi potrebbe innescarsi una bella lotta a 3 per la vittoria di questa categoria bronzo 3 al Pordenone Kart Indoor di oggi. E intanto il kart numero 5, quindi quello di Margeron, ha girato molto bene in 39, anzi in 40.2, a 3 decimi meglio rispetto a Eli1 che ha girato in 40.5, mentre invece Cipuz ha girato in 39.9, quindi sta recuperando qualche decimo nei confronti di Eli1. Però adesso vediamo un altro passaggio sul traguardo, siamo oltre la prima metà di gara, quindi siamo ora giunti nella seconda parte di questo Gran Premio della categoria bronzo 3 con MLR GRG un po' staccato rispetto ai primi tre. Stessa cosa si può dire di SBK, che è in quinta posizione ma staccatissimo nei confronti del quarto classificato e ha molto vantaggio rispetto a Andre 2000 e Andrea 27. Però vediamo comunque Eli1 che sta controllando senza alcun problema la leadership della corsa nei confronti di Cipuz. E altro passaggio sul traguardo con Eli che mantiene ancora una volta salda la prima posizione. Ecco, vediamo qua, Marco, delle diverse interpretazioni di questa curva. Eli1 e Cipuz un po' all'interno, mentre invece Margeron diciamo impostava un'entrata di curva molto più esterna, forse magari per avere un'uscita migliore. Secondo me vanno bene tutte, l'importante è come ti senti tutto più sicuro, perché poi se questo ti consente di avere più sicurezza per tutto il tracciato va bene. Secondo me cambia poco il tipo di traiettoria, nel senso, a meno che non sia proprio una roba
possibile che ti prendi un sacco di secondi, ma l'importante è quello in cui tu ti senti più sicuro, perché poi rischi di fare più errori se fai delle cose che non ti vengono naturali. Ah, qua si rischia di perdere tempo invece. Sì, il gioco dei doppiati ne vale la pena. Purtroppo il kart numero 6 non si è proprio accorto subito. Sto parlando di Will Cat, che non si è accorto della presenza di Chipuz e quindi non ha dato subito strada libera. E quindi così Eli 1 ha approfittato e ha guadagnato parecchi decimi in questo giro nei confronti di Chipuz. Lo dicevamo prima, Marco, il ruolo dei doppiati su un circuito indoor è molto più determinante rispetto a un circuito outdoor e di conseguenza, come dicevi tu all'inizio del Gran Premio, la qualifica è davvero molto molto importante. È importante, ma vedevo da questo onboard fatto molto bene i millimetri che separano il kart dalle barriere, cioè come vanno ad attaccare la curva proprio per millimetri. Bellissimo, bello, cioè proprio, anche nei modi, quando ti trovi una serie di curve, diciamo, che poi devi affrontare a grande velocità, non aver paura di rischiare, e l'abbiamo visto sull'onboard, è stato molto bene. Però sì, il doppiatore a perdere un po' tanto tempo. Vediamo su questo passaggio quanto potrebbe aver guadagnato Eli, che è giustamente bravo ad approfittarne. Deve non perdere tempo adesso con questo doppiato, perché Cipuz e Margherano invece sono molto dietro. E attenzione soprattutto a Margherano, perché se inizia ad attaccare e fanno un po' di bagarre, tutto il gioco di Eli che può passare 10 giri un po' più tranquilli rispetto ai primi 20. Sì, assolutamente, siamo arrivati nell'ultimo terzo di gara con Eli 1 che ha passato senza problemi un altro doppiato e quindi Chipuz e Margheron non possono guadagnare granché, anzi adesso Chipuz è dietro appunto a quel doppiato lì e quindi sta perdendo tanto tempo nel doppiare il kart numero 4. Sto parlando di Mario 89 e quindi vediamo un po' se Chipuz riuscirà a smaltire in fretta la pratica Mario 89 e il suo doppiaggio, altrimenti perderà ancora terreno. Tanto Eli 1 conduce ancora il Gran Premio, Chipuz ancora in seconda posizione, mentre invece Margheron è in terza, MLR GRG in quarta posizione, poi in quinta dovremmo avere SBK, mentre invece Andrea 27 ha passato in sesta posizione Andre 2000 e di conseguenza ha guadagnato così la sesta piazza. Vedo però comunque Chipuz che forse ha passato l'altro doppiato, però è un continuo doppiare piloti, Marco. I tre piloti davanti stanno facendo completamente un altro mestiere rispetto a tutta la griglia della Bronzo 3. È normale, in circuiti comunque piccoli poi è normalissimo, ci sta. L'unica cosa è, questa è la nuova caratteristica che poi farà la differenza per la lotta al campionato, perché questa deve essere un'altra caratteristica importante. Devi avere un po' fortuna perché ti capita davanti, ma devi essere anche tu bravo a cercare di trovare il momento giusto per superare il doppiato e senza perdere più tempo, anche perché Eli in questo momento ha avuto un bel vantaggio, non Sì. elevatissimo, ma sicuramente più rilassante di quello che era fino a 4 giri fa. Sì, assolutamente sì. Adesso ormai siamo arrivati al 23esimo giro con Eli 1 che adesso può condurre con meno patemi questo Gran Premio, con Chipuz in seconda posizione. Poi abbiamo Margheron con il kart numero 5 in terza piazza, poi abbiamo MLR GRG in quarta posizione. Onboard di Chipuz in questo momento, dove quasi non vedi più la sagoma di Eli 1 che qualche giro fa era quasi incollata, mentre invece adesso ci giriamo quasi ai 3-4 secondi di svantaggio e recuperarli in 6 giri scarsi con un tempo sul giro di 40-41 secondi è davvero molto difficile. Quindi per il momento Eli1 sta controllando molto bene questo Gran Premio. Sta controllando molto bene e per Chipuz ci vorrebbe un errore. Intanto bravo che a cercare di svincolarsi anche lui del doppiato il prima possibile, prima dell'arrivo di Margheron, che diventava difficile, diventava dopo un pericolo. Le posizioni si sono abbastanza cristallizzate in questo momento, ma ci sta a questo punto della gara, e Eli deve continuare a martellare così, non fermarsi, perché sennò poi rischia grosso, soprattutto gli ultimi giri, la tensione poi rischia di fare tutti scherzi. Invece in questo momento stanno correndo molto bene, continuano a tenere traiettorie pulite, che non è neanche facile dal punto di vista tecnico, stiamo parlando di 30 giri.
non Sì, sì, assolutamente. Diciamo che Margheron e Cipuz girano praticamente sui medesimi tempi. In questo giro Margheron ha girato in 40.2, mentre invece Cipuz ha girato, anzi, in 40.030, mentre invece Cipuz ha girato in 39.9. Quindi potete capire che insomma si parla ormai di centesimi, e quindi non sono poi guadagni rispetto al pilota davanti o al pilota dietro, chissà che, ecco. Quindi insomma Margheron sta cercando di avvicinarsi a Cipuz, ma non è facile per niente, perché appunto girano praticamente quasi sullo stesso medesimo decimo e sugli stessi tempi, mentre invece Eli 1 sta conducendo la corsa senza problemi, perché gira in 39,6, quindi gira 3-4 decimi più veloci rispetto a Cipuz e a Margheron, per non parlare degli altri che stanno girando sopra il 40, e quindi insomma perdono comunque un secondo al giro nei confronti di Eli 1, che però adesso sta arrivando su un gruppettone di 4 piloti che stanno lottando tra di loro, quindi attenzione che potrebbe anche perdere tempo. Per fortuna un kart lo passa adesso in rettilineo, e quindi non ci dovrebbero essere problemi, però quei 3 davanti sono difficili da doppiare, Marco. Sì, sono difficili, manca 3 giri, ma comunque il vantaggio è tale che dovrebbe farlo stare tranquillo. Poi comunque quel gruppo di piloti dovrebbe affrontarlo anche Cipuz tra poco, quindi però sì, potrebbe diventare un fattore. Io ne dubito, ma potrebbe diventare un fattore. E intanto passa e sembra aver perso sì qualcosina. Sì, ha perso qualcosina. Vediamo adesso Cipuz se riesce a smantellarsi, a svincolarsi subito del kart numero 6, quindi che sto parlando di Walchet ancora, quindi che sta per essere ancora di nuovo doppiato. E vediamo, ha perso tempo, e quindi poteva essere un doppiaggio anche facile da fare, ma purtroppo ha perso tempo. E adesso devono fare adesso Cipuz deve fare un altro doppiaggio nei confronti di Pezzo 93, che in questo momento si trova forse in nona posizione provvisoria, e così è. Quindi insomma anche in questo caso Cipuz è molto bravo a svincolarsi immediatamente dal doppiaggio di Pezzo 93. Siamo arrivati comunque al penultimo giro di questo Gran Premio della categoria Bronzo 3, il penultimo, ricordo, di questo campionato di Amici Kart del Triveneto 2023, con Eli 1 al comando, Cipuz in seconda posizione, Margheron in terza posizione, MLR GRG in quarta posizione. Poi dovremmo avere SBK in quinta posizione, ma aspettiamo il passaggio sul traguardo appunto di SBK per confermare le... No, in realtà è Andrea 27, che quindi non abbiamo visto effettivamente il sorpasso nei confronti di SBK. Però intanto sta per iniziare l'ultimo giro di Eli 1, che anzi no, in realtà l'ha già concluso l'ultimo giro, con Eli 1 che quindi transita sul traguardo per vincere la categoria Bronzo 3 davanti a Cipuz in seconda posizione, Margheron in terza, MLR GRG in quarta, Andrea 27 in quinta posizione. Poi abbiamo SBK, Andre 2000, Harmony 89, Pezzo 93 e Emi 92 a chiudere la top 10. Insomma, quindi un Eli 1 che letteralmente ha fatto, non dico quello che voleva, però insomma ha stabilito nel corso del giro numero 21 il miglior tempo di 39.470, e come potete vedere dalla tabella dei tempi, insomma anche nel giro più veloce rifilava comunque 3-4 decimi rispetto a tutto il resto della griglia di partenza della categoria Bronzo 3. Quindi insomma Marco, una vittoria di Eli 1 davvero molto decisa. Davvero decisa, bravissimo a sorpassare Cipuz a un certo punto, a sfruttare la difficoltà nel passare i doppiati, ma grande gara di Andre 27. Veramente bella gara, mi ha sorpreso, e anche perché è riuscito poi a tornare su dalla pancia del gruppo. Sì, passiamo subito alla categoria quindi Bronzo 2, con Filigeo che stabilisce uno dei
giri più veloci del weekend in 39.735. Poi abbiamo Elianto, Maran, TNO in terza e quarta posizione. Poi abbiamo Dallan e Nick 90 in terza fila, Eriksen e Furla in quarta fila, Kimo e Unti Noncola in quinta fila. Poi abbiamo Rocco, Dest e Matte 08 con Pagotto a completare la griglia di partenza della categoria Bronzo 2. Non ci fremo neanche un secondo, Marco, da quello che hai capito, per commentare subito la categoria Bronzo 2, anche se qui abbiamo un fermo immagine delle poleman Fili.geo, che ha appunto stabilito il miglior tempo nel 39.735 nella sessione di qualifica, però sappiamo che stabilisce comunque un record su questo circuito di 38.883, a soli 3 decimi circa dal record della pista in assoluto di questo Gran Premio. Pazzesco, cioè pazzesco veramente. Arrivare a questi livelli, che peraltro stiamo parlando di un campionato amatoriale, però veramente livello spaziale da confermare in gara, perché poi un conto è fare il giro in qualifica, poi vediamo se si sarà in grado di replicare il tempo in gara. Tanto si parte. Sì, si parte con Filigeo che, come nella categoria precedente, sto parlando quindi di Cipuz, sfrutta molto bene la sua pole position. Dopo la prima curva mantiene tranquillamente la sua prima posizione. Abbiamo 2 on board in questo caso, quella appunto di Filigeo ma anche di Elianto, che lo sta talonando da dietro e quindi non ha perso neanche lui una posizione. Effettivamente in un circuito indoor è molto difficile che in partenza avvenga qualcosa di clamoroso, a meno che ci sia un contattone clamoroso e incredibile. Però insomma, Filigeo, Elianto, Maran mantengono così le prime 3 posizioni. Poi abbiamo TNO, Dallan, Nick 1990 in sesta posizione. Poi abbiamo Furla e Colla 21 che salgono in settima e ottava posizione, perché Rocco scende in nona posizione, così come Kimi 716 in decima posizione. Poi abbiamo Matteo 08 con Pagotto che sale così in 12ª posizione, lui che partiva in ultima posizione. Poi abbiamo Eriksen e Dest che chiude così in 14ª posizione il primissimo giro di questa categoria Bronzo 2. Quindi siamo nel corso del secondo giro con Filigeo che comincia subito a distanziare tutti gli altri piloti con un ritmo molto importante. Infatti adesso gira in 40.102, mentre invece Elianto gira in 40.162, quindi parliamo di 6 centesimi di distanza nel giro singolo. Però Marco, già vediamo un Filigeo che dimostra di avere un bel feeling con questa pista. Sì, poi ci sono 2 tipi di piloti di solito: chi riesce a performare da subito, essendo concentrato a far correre il kart il più velocemente possibile all'inizio e poi gestendo, oppure chi invece preferisce avere dei giri un po' di riscaldamento, così di sensazioni, di cercare di trovare il feeling giusto, come vi ricorda il buon Carlitos in motorsport ben più famosi. E quando riescono a trovare il feeling, poi fanno degli ultimi giri spaziali. La cosa importante qui è però farli subito, e sono partiti bene o male tutti bene davanti, e sarà importante vedere chi riuscirà a sfruttare il primo errore, perché prima o poi l'errore dovrà esserci. E vedremo, perché sembrano partiti tutti molto bene, soprattutto Filigeo che sta tenendo un ritmo pazzesco. Guarda quanto divario già. Sì, assolutamente sì, Marco, perché adesso diciamo che il primo nel passaggio scorso, che è sceso sotto il 39, ha girato in 39.945, mentre invece in questo giro ha girato in 40.227 contro il 40.337 di Elianto, che si deve guardare da Maran e da TNO che lo stanno tallonando da dietro, mentre invece è stato il bel sorpasso per l'ottava posizione, se non erro, tra Cola 21 e Ruocco, con Ruocco che forse ha avuto la meglio e quindi è salito così in ottava posizione. Vediamo se poi la grafica conferma tale sensazione. Nel frattempo qua una bella battaglia nelle retrovie con appunto il gruppo centrale che si sta dando una bella battaglia, mentre invece Filigeo subito così mantiene salda la sua leadership in questa categoria Bronzo 2, con forse TNO che diciamo non riesce a mantenere il ritmo in questo inizio di Gran Premio nei confronti di Elianto e di Maran.
con forse Elianto che si è dovuto difendere da un attacco di Maran, e infatti ha perso decisamente tanto tempo Elianto nei confronti di Filigeo. E vediamo adesso se poi ci sarà una replica di Maran, un tentativo di un altro attacco nei confronti di Elianto, oppure procederanno così per tot giri, vediamo un po'. Nel frattempo TNO comunque ha avuto poi la possibilità di rimontare e di tornare un po' alle corde di Maran, però non c'è tanta possibilità in questa curva per Maran di passare Elianto, perché comunque la curva Elianto, questo tornantino sinistro, lo fa decisamente un po' all'interno, sia in entrata che in uscita curva. È riuscito a trovare il grip giusto, poi si trova bene a quanto pare a guidare così, quindi finché riesce a tenere questo ritmo per lui, cioè, non ce ne sono veramente per pochi. Assolutamente sì, mentre invece Filigeo sta per completare il giro numero 7 in 40.298. Elianto invece in questo giro guadagna qualcosina in 40.187, quindi guadagna un decimino nei confronti di Filigeo, però capite che una pista di 600 metri, un decimino è un'inezia, nel guadagnare un decimo è proprio davvero un'inezia. Mentre invece attenzione, perché abbiamo un Rocco, Kimis 316 e tutti gli altri che stanno guadagnando delle posizioni, perché forse abbiamo un pilota che ha fatto testa coda. Sì, abbiamo Cola 21 che è precipitato in 14esima posizione. Non sappiamo però i motivi, perché siamo on board con Filigeo e purtroppo poi magari capiremo nel post gara il motivo per cui Cola 21 non è, purtroppo è sceso così precisamente in ultima posizione. Mentre invece TNO ha passato Maran, quindi Maran non doveva guardarsi tantissimo davanti per superare Elianto, ma doveva guardare dietro, e quindi adesso TNO ha la possibilità di fare il suo ritmo, impostare i suoi giri e poi eventualmente andare a prendere Elianto per un tentativo di attacco. Sì, è così. E adesso dovranno fare molta attenzione, però sono tutti molto vicini. Siamo un terzo della gara e non ci sono stati grandissimi sorpassi fino a questo momento, però proprio per questo bisogna stare completamente attaccati, perché poi prima o poi succederà. Vediamo invece... Ah, attenzione, abbiamo un testacoda! Un incidente nella parte centrale di Furla e di Dallan. La regia ci aiuta con il replay. E attenzione, i kart si fermano perché forse c'è un regime di bandiera gialla. Vediamo un po' adesso come va la situazione. Adesso vediamo, sì, la pista forse si è ristabilita. Vediamo adesso i commissari che cosa decideranno, perché effettivamente il contatto c'è stato. Bisogna vedere e capire se Dallan e Furla possono aver causato importanti danni nei loro kart e anche delle varie eventuali responsabilità di ambedue i piloti. Poi vedremo anche in questo caso, dopo la gara ci saranno delle investigazioni e delle retrocessioni nella classifica. Nel frattempo però Elianto sta talonando Filigeo, che non ha avuto diciamo fortuna in questo caso, perché era molto distante, e però Elianto da questa, tra virgolette, da questo regime, possiamo chiamarlo di full course yellow, dove tutti i kart appunto si sono fermati, ha avuto la meglio. Sì, ne ha approfittato come se fosse una safety car. Quando ci si ferma e si riparte, poi chi è più lesto a ripartire, poi sai, ti dicono di fermarti, ti guadagni qualche metro, e quindi ci sta. E adesso potrebbe essere interessante questa situazione, potrebbe essere molto interessante. Abbiamo appena visto il pericolo di questa pista. Abbiamo appena visto il pericolo di questa pista, che quando ti viene risuccato nella pancia di cubo può succedere di tutto e poi condiziona anche la gara degli altri. Vedremo se sarà questo il caso. Eh sì, perché infatti Filigeo in questo passaggio viziato da questa specie di Full Yellow ha perso 2 secondi e mezzo, e quindi era tutto il vantaggio che aveva guadagnato, se l'è lapidato del tutto. Quindi adesso deve rifare tutto da capo Filigeo, non perdere la concentrazione, rimpostare il suo ritmo e cercare di ridistanziare di nuovo Elianto e condurre la gara prima dell'incidente fra Dallan e Furla, che ripeto vedremo se ci saranno delle investigazioni dopo la gara. Però intanto TNO, anche se è avvicinato un pochino su Elianto, ma anche Maran non ha
perso contatto da TNO, mentre invece in Esatto. quinta posizione da solo transita Nick 1990, proprio da solo, non è distante sia da Maran che comunque può stare tranquillo da Furla, mentre invece Ruocco in settima posizione, Kimi 716 in ottava, Matteo 08 in nona e Pagotto a chiudere top 10 in decima posizione, mentre invece Dallan è in undicesima posizione, uno dei due piloti, ripeto, che è stato coinvolto da quell'incidente qualche giro fa con Furla. Però attenzione perché si sta formando un quartetto davanti, con Filigeo, Elianto, Maran che ha ripassato TNO, non inquadrato questo sorpasso di Maran nei confronti di TNO. Quindi Marco, stiamo per vedere forse una bella battaglia, è un po' a sorpresa, perché forse nell'inizio del Gran Premio avevamo una situazione un po' statica, un po' di ghiaccio, mentre invece adesso abbiamo una bella situazione, molto interessante. Succede in questo da un momento all'altro, sono 4 carte vicinissimi, quindi non è più una battaglia, prima lo era addirittura uno contatti. Sì, c'è stato forse un contatto, Marco, sinceramente ho fatto un po' fatica a vedere il contatto effettivo. Comunque Filigeo è molto preoccupato, perché continua a girarsi, quindi non è proprio tranquillissimo Filigeo in questo momento. Non è tranquillissimo, deve guardarsi le spalle assolutamente, perché non è più uno che lo segue, sono in 4. Attenzione, c'è lo scontro. Vediamo il rettilineo adesso, Maran se riesce a superare Elianto, vediamo. No, forse Elianto è riuscito a difendere la seconda posizione. Sembra di sì, ma ha rischiato tantissimo. Può andare a beneficio di Filigeo e gli altri invece devono stare attenti a cercare di tenersi sempre sotto. Sì, perché comunque Filigeo poteva avere vantaggio, ma alla fine non ha molto guadagnato da questa situazione. Comunque quei 4 sono sempre lì attaccati, qui poteva essere un buon punto di staccata per Elianto, non ci ha creduto abbastanza. Sì, non ci ha creduto abbastanza, ma sono lì. Intanto è giusto mettere pressione, perché fino a questo momento Filigeo ha fatto gara 7 abbastanza tranquillo, e più gli si disturba anche dal punto di vista della preoccupazione, più si può sperare in un errore sotto pressione. Quindi Marco ci appresteremo a vivere una bella seconda parte di gara, perché siamo nel corso del 16° giro. Girano praticamente tutti in fotocopia, con Maran che al giro numero 13 ha stabilito il miglior tempo in 39.414 e quindi insomma può essere anche lui della partita per la prima posizione. Però forse adesso abbiamo Filigeo e Elianto che forse si sono un po' avvantaggiati, però insomma in questa parte mista Maran si è riavvicinato, mentre invece TNO forse sta perdendo qualcosina. Sembra di sì, però intanto Elianto è proprio dietro attaccatissimo a Filigeo, e sarà interessante vedere dove potrà scegliere di fare l'attacco, se come prima, oppure secondo me arriva il momento in cui decidi il punto della pista in cui ti trovi meglio per tentare l'attacco. Qua Elianto è molto vicino, però con Filigeo che affronta quella staccata tanto all'interno è complicato. Qui poteva essere un buon punto di sorpasso, ma Filigeo lo affronta molto interna l'entrata curva e quindi nel punto di staccata è molto complicato, e anche qua è molto difficile. Lo ribadiamo ragazzi, sorpassare in un cartodromo indoor è davvero complicato, o quello davanti fa un errore evidente o va largo e quindi lascia una porta aperta grossa come una casa, ma altrimenti devi essere sempre accodato e sperare davvero in un errore al suo. Ma non solo, ci sono dei modi, cambi un po' la traiettoria, provi a essere un po' più aggressivo in qualche punto, dai fastidio al tuo avversario in qualche modo. L'unica cosa è che devi avere sicuramente molta più pazienza. E che ruolo può giocare il doppiato davanti, Marco? Questo è il ruolo di test. Grande, ma mi hai appena ricordato, bravissimo, che non ci sono ancora stati doppiati, sono 2/3 di gara, quindi veramente interessante, un cambio totale rispetto alla gara di prima. Attenzione, abbiamo visto un largo da parte di TNO forse. Vediamo poi se sarà così o meno, però ripeto, dai, beh, è stato bravo Dest a far passare tutti e 4 e quindi non hanno avuto problemi a passare appunto Dest tutti gli altri 4 piloti davanti, con Filigeo sempre in testa, Elianto in seconda posizione, Maran in terza, TNO in quarta posizione. Una battaglia davvero sul coltello per i 4 piloti davanti di questa categoria bronzo 2. Una piccola correzione qui a Filigeo. Ragazzi, questo tratto di pista è davvero molto difficile, dove devi fare destra, sinistra, Marco, è davvero complicato anche a livello fisico.
ad alta velocità. Sì, non è facile, però si corre proprio per questo, si corre per questi circuiti qui. Secondo me i piloti si staranno sicuramente divertendo parecchio, a parte vabbè, la competitività che c'è tra loro, chiaramente, ma è bello solo correre, è bello fare questi circuiti, è bello fare un campionato in cui ti permette di metterti alla prova in diversi contesti. E quindi ora siamo nel corso del 21esimo giro sui 30 previsti, con Filigeo in prima posizione, Elianto in seconda a tallonarlo, poi abbiamo Maran in terza, TNO in quarta posizione, poi abbiamo staccato Nick 1990 in quinta, Furla che deve essere ancora investigato per il contatto con Dallan in sesta posizione, poi abbiamo Rocco in settima, Kimi 716 in ottava posizione, poi abbiamo Matteo 08 in nona, poi abbiamo Dallan che è rimontato comunque fino in decima posizione, e poi via 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 fino appunto in 14ª posizione troviamo Dest. E anche in questo caso gli altri piloti stanno bravo il pilota Uttinoncola, quindi con la 21, che fa passare tutti gli altri molto facilmente. Anche il kart numero 6, parliamo di Pagotto, fa passare senza problemi gli altri piloti. Diciamo che c'è della sportività in pista, ecco. Diciamo che quando ci si accorge che lì davanti ci sta giocando qualcosa di importante, diciamo che si è molto sportivi e si lascia passare tranquillamente. Anche in questo caso il kart di Eriksen si va all'estero per lasciar passare, però Elianto è attaccatissimo Elianto, stava quasi per spingere fuori traiettoria Filigeo, Sì, è attaccatissimo e deve cercare di trovare qualcosa però. E ha giusto provare adesso qualcosina per poi tentare l'attacco magari più nel finale. Sta facendo la cosa giusta, devi studiarlo, non devi solo seguire, devi cercare di trovare il modo in cui puoi provare a mettere un po' più difficoltà a Filigeo senza ovviamente rischiare. Perché poi non solo ti giochi la prima posizione, parlo di Elianto in questo caso, ma basta un piccolo errore e hai dietro Maran e TNO che stanno facendo una gran gara e li stanno proprio dietro. Eh sì, assolutamente sì, con Filigeo che completa un altro passaggio, Elianto in seconda posizione, Maran in terza, TNO in quarta, quindi situazione invariata rispetto ai passaggi precedenti. Però come dicevi tu, Marco, Elianto sta studiando tantissimo le traiettorie di Filigeo, probabilmente quando torna a casa disegnerà esattamente il posteriore del kart di Filigeo, con molta probabilità, perché davvero non sta riuscendo a trovare una traiettoria diversa, o non sta cercando l'attacco nei confronti di Filigeo, perché è davvero molto difficile. Filigeo adesso sta facendo davvero un gangarone, perché comunque è riuscito a non scomporsi dopo quella situazione in cui tutti i kart erano fermi a causa dell'incidente tra Dallan e Furla. Però bravo davvero, in questo momento Filigeo sta proprio meritando la vittoria provvisoria di questo Gran Premio della categoria Bronzo 2, perché appunto è rimasto molto concentrato e non ha perso lucidità, non ha fatto errori particolari che potevano permettere a Elianto di passare in testa alla corsa. Però appunto non è finita, mancano 5 giri e mezzo ormai alla fine di questa categoria Bronzo 2, con Filigeo molto bravo e lucido a mantenere la leadership del Gran Premio, con Elianto che davvero sta cercando in tutti i modi possibili di trovare un varco per tentare un attacco. Però Filigeo si difende molto bene sui lati interni delle curve. Si difende molto bene. La cosa che mi piacerebbe capire è qual è la differenza, secondo te anche Mala, tra la prima parte in cui ha dominato e adesso. Cioè adesso non riesce più a andare, gli altri l'hanno tenuto perché stanno tenendo il suo ritmo, oppure perché sta facendo una gara prettamente difensiva in cui è più che attento a fare il ritmo e essere veloce, sta cercando di chiudere tutti gli spazi possibili per il sorpasso. Secondo me è più proprio la seconda opzione, perché comunque abbiamo visto un ritmo molto indiavolato nella prima parte di gara. Poi secondo me sta anche un po' salendo anche la stanchezza fisica, perché comunque Marco l'hai ribadito prima, 30 giri sono davvero tanti, chiaramente si gira in 40 secondi in un singolo giro, però comunque compiere 30 passaggi richiede uno sforzo fisico non indifferente, quindi insomma secondo me dopo quella ripartenza Filigeo ha capito che non aveva tante chance di rifare il gap di 2 secondi e mezzo, 3 secondi antecedente l'incidente di Furla e di Dallan.
però fino a questo momento sta facendo una gara semplicemente perfetta. Filigeo che completa l'ennesimo passaggio sul traguardo, in testa alla corsa con Elianto in seconda, Maran in terza e TNO in quarta. Quindi insomma Marco, secondo me appunto, poi tra l'altro Filigeo non è più sceso sotto il 40, vedo dalla tabella dei tempi che soltanto una volta è andato sotto il 40, perché poi per il resto è stato sempre sul 40 basso praticamente in tutti i passaggi, quindi insomma fino a questo momento... Ma c'è stato un aumento di livello da parte degli inseguitori per forza. Hanno il punto di riferimento solo davanti, ma girare tutti praticamente con quei tempi, perché per forza girano tutti con quei tempi, è qualcosa di straordinario. Manca pochissimo, Mala. Sì, manca ormai un giro e mezzo con Filigeo che deve ancora sudare un giro e mezzo per portare a casa questo nono appuntamento, il penultimo del campionato 2023 degli amici kart del Triveneto, con Elianto che dopo questo tornante sinistro non esce benissimo, e quindi Maran forse può avere un'occasione su questo rettifilo per attaccare eventualmente Elianto per la seconda posizione. Non l'ho visto molto bene in uscita Elianto, poi nel resto del circuito comunque cerca di stare incollato a Filigeo e mantiene un gap importante sul secondo. Però ora siamo arrivati all'ultimo giro con Filigeo che transita in prima posizione, Elianto secondo, Maran in terza, TNO in quarta posizione. Attenzione Filigeo che forse ha avuto un'incertezza, no, alla fine Filigeo molto bravo a mantenere la traiettoria corretta e quindi a permettere a Elianto di non farsi attaccare. Però attenzione Maran che qui forse può avere una chance, no, purtroppo si deve accodare nei confronti di Elianto, però Filigeo sta mantenendo quel gap importante di 1-2 decimi necessari. Si sbologna anche molto bene il doppiato che si lascia passare molto bene con TNO che forse fa qualche fatica in più. TNO forse non ha più possibilità di vittoria, anzi di podio, e quindi Filigeo transita primo su Elianto, su Maran e su TNO. Ma che capolavoro ha fatto Filigeo, ragazzi, perché comunque mantenere i nervi saldi dopo quella situazione di Focus Yellow, di car fermi in pista, non era per niente facile, Marco. Non era per niente facile dopo il gap ottenuto. Ha tenuto un ritmo altissimo tutto il tempo, bravissimi tutti gli inseguitori, perché tenere quel ritmo lì non è facile. Aveva un punto di riferimento davanti, ma ci hanno provato fino alla fine anche a sorpassare. Non è stato così, non è stato questo il caso, ma comunque ci hanno provato. Ottima gara davvero. Sì, quindi la categoria bronzo 2 se la giudica assolutamente con merito Filigeo, per tutti Filippo Bradaschia. In seconda posizione vediamo Elianto che le ha provate davvero tutte, ma alla fine non ce l'ha fatta. Poi abbiamo Maran in terza, TNO in quarta, Nick 1990 in quinta, Furla che conclude quindi in sesta posizione. Quindi non ci sono poi provvedimenti neanche con Dallan per l'incidente verso la prima parte di gara. Giustamente in sesta e nona posizione. Poi abbiamo Rocco in settima, Kimi 716 in ottava, a chiudere la top 10 Matteo 08. Archiviata quindi la categoria bronzo 2, adesso possiamo andare verso la categoria bronzo 1 con la pole position di Inuyasha. E poi in seconda posizione abbiamo Falco 89, poi abbiamo Cive e Talato, poi abbiamo in terza fila Ale 89 con Eli, poi abbiamo in quarta fila Miki 24 e Bialbero Camme, poi abbiamo in quinta fila Jean-Claude con Bradipo, poi abbiamo in undicesima casella Ludo FRZ con Eric a chiudere la sesta fila, poi abbiamo in ultima fila a chiudere la griglia di partenza Zan con Uber. Ricordo che la pole position di Inuyasha è stata stabilita in 36.658. Chiedo scusa a René perché ho dimenticato di nominarla per la griglia di partenza. Parte dalla 15ª piazza con il tempo un po' altino di 42.528, però comunque prenderà parte a questo Gran Premio. Ora siamo un po' all'inizio, verso lo start di questa categoria bronzo 1. Semaforo rosso, vediamo adesso quando parte il verde, ci sarà già ancora un pochino di tempo.
l'addetto sta per impostare il semaforo rosso che sta per partire in questo momento. Ancora qualche secondo di attesa e via! Partiti con Inuyasha che mantiene la prima posizione. Solito discorso della traiettoria favorevole di prima curva, con Falco 89 che mantiene anche la seconda posizione, con Cive che mantiene la terza. Tutto fila liscio, non c'è stato nessun contatto. Vedo però comunque nelle retrovie del gruppo che forse un minimo di contatto c'è stato, una toccatina qua e là, però tutto buono, finisce tutto bene e quindi Marco una partenza abbastanza pulita. Partenza pulita, mi sembrava che Cive fosse partito un pelo meglio anche rispetto a Falco 89, poi non è riuscito ad approfittarne però. E adesso vediamo perché già è partito Inuyasha. È già andato. Sì, è già andato, è andato proprio alla grandissima Inuyasha, ha salutato al momento la compagnia e così è perché ha già tipo quasi più di un secondo di vantaggio su Falco 89 con il suo kart numero 14 e vedremo se poi sarà così, sarà un dominio, non lo sappiamo, speriamo di no, perché così almeno potremo commentare delle bellissime azioni, però ovviamente mi auguro per Inuyasha che tutto vada per il meglio e che finisca bene il suo Gran Premio. Però vediamo comunque un gruppo abbastanza sgranato, dove forse Falco 89 e Cive possono battagliare per la seconda posizione. Nel frattempo siamo nel corso del terzo giro, non nel secondo come dice la grafica in alto a destra, e quindi vediamo. Siamo molto curiosi di questa categoria bronzo 1, Marco. Sì, Inuyasha è partito veramente forte. Questo forse un contatto qualche carta bloccato, però anche Falco 89 ci posso regalare più perché erano abbastanza assieme. Poi c'è un terzetto e vedremo. Poi Inuyasha è eccezionale. Ma quanto sta girando? Allora Inuyasha sta girando costantemente sulle 39. In questo giro ha stabilito il giro più veloce in gara, e sto parlando di 39.510 contro Falco 89 che ha girato in 40.6, quindi un secondo più veloce, ragazzi, quindi tanta roba, davvero. Che ne parlavamo prima, no? Probabilmente si nota ancora di più che se riesci a essere velocissimo subito guadagni un vantaggio eccezionale. Poi bisogna tenerlo fino alla fine e vedremo se saranno Falco 89 Cive a salire un po' di livello, come guardavamo nella gara prima, no? Perché nella bronzo 2 i primi 4 piloti della seconda parte di gara erano su quel livello lì di Inuyasha, 39 alto, 39 basso qualche volta, invece adesso su un 40, bello sorpasso. Bel sorpasso da parte di Al89 su Talato, perché come dicevo prima, Marco, se imposti leggermente larga quella curva lì e un altro magari un po' più interno fa una staccata, basta che non intraversi un po' il kart, alla fine puoi fare anche un bel sorpasso, e così è stato per quel sorpasso lì, è stato davvero molto bello quel sorpasso lì. Nel frattempo Inuyasha ha stabilito un altro giro sotto il 39, sto parlando di 39.863, ma il giro prima ha fatto il record della gara, il 39.301, e guardate come sta guidando Inuyasha, è davvero uno spettacolo vederlo in curva Inuyasha, Marco. Non so se si renda conto del vantaggio che ha acquisito, penso di no, ma è veramente sbalorditivo. C'è stato un problema per Galbero Khan, che è finito quindicesimo, probabilmente era lui che avevo visto un po' incastrato. Poi, bello questa lotta tra questo quartetto qui, ma il vantaggio di Inuyasha ha sparato scarico al momento. Adesso è da vedere, e non sarà facile anche stare nella testa del secondo e del terzo, di Falco 89 di Cive, che comunque sono riattaccati. E poi vediamo le conseguenze della lotta di Ale 89 contro Lato e Eli, ma sono veramente tanto indietro. Difficile immaginare che Inuyasha possa essere raggiunto, veramente troppo difficile. Sì, perché continua a girare costantemente un secondo meglio rispetto agli altri piloti. Ancora siamo sull'ordine del 39,9, mentre invece Falco 89 gira in 40.4, quindi davvero guadagna mezzo secondo, un secondo al giro Inuyasha nei confronti di tutti gli altri piloti, quindi proprio indemoniato. Infatti sembra che sia solo, cioè tutti gli altri sono in una parte del circuito
lui dall'altra parte, perché sta facendo giri veloci su giri veloci, mentre invece Falco 89 e Cive adesso forse devono pensare un po' più a battagliare per la seconda posizione piuttosto che pensare di impensierire Inuyasha. Sicuramente ci stanno già pensando. Io penso che Falco 89 non stia pensando a spingere al massimo, ma spinge con tantissima attenzione a Cive perché poi ce l'ha lì dietro, quindi basta veramente poco. Sarei curioso di capire se effettivamente c'è un pensiero di provare ad andare a raggiungere Inuyasha, che sembra di un altro pianeta in questo momento, però poi bisogna fare attenzione perché un secondo posto e un terzo non sono mica da buttare, anzi. Poi occhio alle 89 perché non mi sembra tanto distante, quindi dietro stanno un po' ricuciti. Assolutamente, nel frattempo Talato, dopo aver subito il sorpasso poco fa da Eli, da Ale 89, si è fatto subire anche il sorpasso nei confronti di Eli e quindi scende così in sesta posizione Talato, e mentre invece Eli sale così in quinta posizione. Nel frattempo devo segnalare un rallentamento da parte di Uber, che è sceso in 15ª posizione, però sta girando molto lento Uber, quindi dobbiamo tenerlo d'occhio Uber, Marco, perché forse è costretto al ritiro. Comunque Inuyasha transita ancora in prima posizione con Falco 89 Cibe in seconda e terza posizione, Ale 89 in quarta, Eli in quinta, Talato in sesta, poi abbiamo Jean-Claude in settima, Miki 24 in ottava, poi abbiamo Luda FRZ in nona e poi abbiamo Bradivo a chiudere la top 10. Però Marco, Inuyasha sta facendo un ritmo davvero forse nato. Io non mi ricordo di aver visto nelle ultime gare un pilota imprimere un ritmo forse nato così, francamente. No, sì, non è neanche della categoria di bronzo 1, sinceramente. sì, qualche volta è stato. Il problema è che poi i circuiti indoor non possono fare più, e essendo comunque il circuito più corto, cavolo, dici è già mezzo giro. Sì, poi soprattutto in questa curva vedo Inuyasha che esce molto più veloce rispetto agli altri piloti, e lì secondo me guadagna davvero molto tempo. Sì, probabile. Da vedere se poi sta spingendo ancora a quel livello, cioè ce ne vuole. Beh, qua si è visto anche con l'errore, non so se di Elio o di Al89. Uber si è ritirato alla fine, Sì, la grafica lo ha certificato, quindi ora non sappiamo che problema ha avuto di preciso Uber e il suo kart numero 13, però purtroppo è stato costretto al ritiro. Peccato, il primo ritiro di questa giornata, anzi a dire la verità un altro ritiro si è verificato anche nella categoria, no, anzi come non detto, sì, nella categoria bronzo 3 con Mad Matt. Però appunto abbiamo il secondo ritiro di giornata, il primo per la categoria bronzo 1, quindi parliamo di Uber. Però intanto vediamo che Bradipo ha superato Ludo FRZ per la nona posizione, con Barbiero Kamme che invece è risalito in 13ª piazza, e Inuyasha ha già effettuato, pensate un po', già un primo doppiaggio dopo neanche metà gara. Sì, diciamo che nella bronzo 3 c'erano già doppiati dopo 5 giri, 6 giri se non sbaglio, lì per altri problemi, però per contatti, cose varie. Invece qua c'è stata una partenza più pulita, ma il Inuyasha che va al 15° giro già doppiare da solo è clamoroso. Anche perché sì, è da solo, sta tenendo quel ritmo lì da solo, gli altri invece sono veramente troppo indietro. Qual è il Adesso sta girando sempre sul 39, forse adesso è salito sul 40.8, però se lo può anche permettere, visto appunto il ritmo che ha mantenuto. Quindi Falco 89 in questo giro ha guadagnato mezzo secondo, però è il primo giro in cui effettivamente guadagna qualcosa Falco 89, però appunto mezzo secondo in un passaggio, mentre negli altri passaggi guadagnava Inuyasha mezzo secondo, se non addirittura un secondo pieno su Falco 89 e anche su Cive. Sì, molto probabilmente adesso anche si starà divertendo, giustamente, cioè è tosta spingere tutto il tempo così, come poi hanno fatto nelle categorie prima, però se te lo puoi permettere come lui, perché no? È strano, no, non è strano, però la difficoltà di Cive nel cercare anche di tentare l'affondo su Falco 89. Adesso sarà il fatto che comunque non sono stati troppo inquadrati,
ma non ho visto neanche tentativi grossi di attacco. È solo un seguito, anche perché non è così tanto vicino all'89 e sta provando comunque a tenere un ritmo abbastanza alto. Però non ho visto questo grandissimo attacco. All'89 invece continua a cercare di ricucire il gap e va bene. Sì, assolutamente. Quindi forse potremmo vedere una bella battaglia a 3 per la seconda e terza piazza. Mentre direi che a meno di errori clamorosi, Inuyasha ha ben salda la leadership di questo nono appuntamento al Pordenone Kart Indoor. Falco 89 in questo ultimo passaggio ha girato in 40.4, mentre invece Cibe ha girato in 40.2, quindi insomma cioè, fino a questo momento Falco 89 e Cibe, per dirvi. Attenzione, arriva anche un gestaccio, non so se era un gestaccio oppure un gesto di disappunto da parte di Inuyasha, che quindi è proprio un cannibale in questo appuntamento. Marco non vuole neanche lasciare le briciole nemmeno i doppiati. È vero, ma ci sta, l'atteggiamento è quello giusto e l'atteggiamento è quello giusto. Deve cercare di vincere il più possibile, anche perché io credo che faccia fatica a capire la distanza che lo separa dal secondo al terzo, credo. Perché non avendoli dietro è un po' tosta, anche perché è un circuito comunque molto veloce e devi concentrarti su fare la tua gara. E quindi penso che non si sia ancora reso conto del totale vantaggio. No, perché tra l'altro, cioè, fino a questo momento, Marco, ti segnalo che è l'unico che gira sotto il muro del 40. Gli altri non riescono ad andare sotto al 40. Quindi da qui si capisce anche il dominio, ma letteralmente il dominio di Inuyasha nei confronti di tutti gli altri piloti della griglia di partenza della Bronzo 1. Sì, esatto, hai detto splendidamente. E non so se essere più sorpreso dal fatto del ritmo tenuto da Inuyasha adesso oppure del non ritmo tenuto dagli altri. Bisognerà vedere anche con le categorie superiori, ma quanto abbiamo visto nella Bronzo 3 e nella Bronzo 2, soprattutto nella Bronzo 2, erano in 4 sotto il 40, anche buona scia per il pubblico che avevano detto. Beh, allora, devo dirti la verità, già dalle qualifiche si capiva che per esempio Falco 89 aveva girato in 39,9, mentre invece Inuyasha ha girato in 39,6. Però intanto Falco 89, almeno in qualifica, è andato sotto il 40, mentre invece adesso non riesce più ad andare sotto al 40. Quindi insomma, da qua si capisce insomma che mestiere sta facendo Inuyasha e gli altri proprio non riescono ad avere un ritmo veloce come quello del pilota che adesso è al comando di questo Gran Premio al Pordenone Kart Indoor, con Falco 89 e Cive che però rimangono sempre vicini tra di loro, quindi potrebbe anche innescarsi una bella lotta per la seconda e terza posizione, mentre invece all'89 è un pochino distante, ha perso qualcosina, qualche decimo nei confronti del secondo e del terzo classificato provvisorio. Poi abbiamo in quinta posizione Eli Jean-Claude che passa Talato per la sesta posizione, Zan che invece scende in 12ª con Barbiero Cambia che, devo essere sincero, ha fatto un buon recupero fino a questo momento, è salito così in 11ª piazza nonostante l'errore a inizio Gran Premio che era appunto stato relegato in 15ª posizione, però adesso sta facendo un bel recupero. Sta facendo un bel recupero, quello che volevo dire prima è che il Falco 89 comunque sta facendo un po' di turno, comunque ci vedi, continua a salire. Quindi sarebbe anche da essere curiosi, probabilmente lo andremo a chiedere poi in gara, se Cive riesce a tenere quel ritmo perché ha fatto l'89 davanti oppure no. E da vedere se è in grado di attaccare, perché comunque all'89 e dietro non è troppo attaccato, quindi volendo ci può stare. È da vedere se riesce a trovare il pertugio, che è un po' complicato, forse i doppiati aiuteranno. Però qui Inuyasha è stato molto bravo a svincolare subito dai doppiati, però uno dei due ha perso però la posizione sul suo antagonista, sul suo avversario, quindi insomma quando c'è un duello fra due piloti si lascia passare eventualmente il pilota leader del Gran Premio, poi si rischia eventualmente di perdere poi la posizione da quello dietro, quindi insomma anche quelli che si devono far doppiare devono farlo con attenzione e con furbizia. Oh sì,
assolutamente, l'abbiamo visto ad esempio proprio in questo momento. Mancano 8 giri? Sì, mancano 7 giri e mezzo in realtà alla fine, perché come dicevo all'inizio non si era aggiornato correttamente il conto dei giri, quindi ora mancano 7 giri e mezzo ormai alla fine della categoria bronzo 1, con Inuyasha del team HMB che tra l'altro il team HMB sta facendo anche doppietta, perché sì, Falco 89 non sta tenendo lo stesso ritmo di Inuyasha, però per il team è un 1-2 molto interessante. Assolutamente sì, stanno tenendo bene. L'avevo vista alla partenza di come Inuyasha aveva staccato Falco 89, poi ovviamente la vittoria personale è tutta un'altra cosa rispetto a quella di squadra individualmente, cioè ovvio che aspiri alla vittoria personale. E quindi, perché lo ragionavo in ottica di compagnia di squadra, no? La partenza così bruciante che iniziava a lasciare il tempo per Falco 89, invece se la staccavano molto bene, se la staccavano molto bene perché non è una situazione facilissima. Però le persone che stiano tirando un po' da soli, perché è complicato cercare di trovare delle traiettorie migliori degli altri. I tempi penso che ormai si equivalgono tutti e l'inizio di gara, anche diciamo fino alla metà gara, non ha portato grossi risultati, ha portato però dei divari che non sono difficili da formare. Soprattutto adesso perché dopo un po', anche per quanto riguarda diciamo, lo sforzo fisico, tendi a non fare grossissimi exploit, c'è grandissime differenze di tempo, cerchi di tenerti costante, se no poi arrivi veramente troppo col fiatone a fine gara per cercare gli assalti decisivi. Sì, comunque ti volevo segnalare in questi 25 passaggi che si sono effettuati che Inuyasha ha girato sopra il 40 ben 1, 2, 3, 4 volte. 4 volte su 25 giri sopra il 40. Tutto il resto sotto il 40. Gli altri non sono mai potuti scendere sotto il 40. Quindi, per farvi capire Inuyasha come sta girando questo pomeriggio al Pordenone Karting. Che peraltro il vantaggio che ha acquisito non gli serve fare tutto questo tempo qui, è giusto fare, perché alla fine l'obiettivo è la vittoria, però sta tenendo dei tempi pazzeschi e che è una sfida anche personale secondo me per lui, di dire ok, comunque ci pensa sempre un martello. Non so se per il fatto che lo sfida comunque il vantagglo che ha, però è giusto anche perché poi ti devi concentrare fino alla fine, ti concentri su quello che devi fare, sui tuoi tempi, e ha tenuto, cioè è straordinario come riesce a tenere con costanza, che è una delle cose più difficili, perché per essere costanti sempre per tutto questo tempo non è facile, anche perché confronto agli altri circuiti, soprattutto quelli outdoor, circuiti molto più grandi, no? Con meno curve, un po' più spaziose, hai anche, insomma, devi ripetere le stesse cose molte più volte qui e non è facile essere costanti sempre, quindi tanto di cappello a Inuyasha per il momento, come poi agli altri piloti che hanno vinto le categorie precedenti. Sì, che diciamo che nelle categorie precedenti il primo ha dovuto difendere con molta più fatica la prima posizione, mentre invece Inuyasha proprio adesso ha addirittura quasi 20 secondi di vantaggio, quindi parliamo praticamente più di metà pista di vantaggio quasi di Inuyasha nei confronti di Falco 89 e di Cibe. Però ormai siamo quasi alle battute finali della Bronzo 1, con Inuyasha che sta completando pian piano il giro numero 27 e quindi ora mancano solo 2 giri alla fine della corsa. Un gran premio, lo stiamo ormai ripetendo da diversi minuti, di Inuyasha, dominio assoluto, 5 volte su 28 giri che ha girato sopra il 40, il resto sul 39 alto / 39 basso. Questo per darvi appunto il dato statistico che vi ho dato poc'anzi, però è un dato che riassume alla perfezione il gran premio che stiamo vedendo della categoria Bronzo 1. Sì, che cose che non riusciamo neanche a aggiornare la grafica bene perché poi ne ho buttati troppi, quindi non vediamo bene i distacchi. Sì, adesso tra l'altro in questo momento dovrebbero essere tipo in 7 a essere a pieni giri, mentre tutti gli altri o hanno un giro in meno da compiere o addirittura 2. Quindi vediamo.
quindi attenzione, perché addirittura c'è anche il doppiaggio di Jean-Claude, quindi possono essere soltanto 5 i piloti a pieno regime e non 6 come ho detto poc'anzi, però davvero un dominio incontrastato da parte di Inuyasha, che sta per iniziare l'ultimo giro di questa categoria bronzo 1 saldamente in prima posizione, doppiando anche Jean-Claude. Adesso appunto sono solo in 5 a essere a pieni giri, mentre gli altri hanno un giro in meno da compiere o addirittura 2, ma Inuyasha che non vuole davvero concedere niente, nemmeno anche ai doppiati. Vedete come sta addirittura allungando immediatamente nei confronti degli altri piloti anche doppiati. Però attenzione, perché mancano ormai pochissime curve alla fine del Gran Premio, con Inuyasha che va a vincere in maniera nettissima il Gran Premio del Pordenone Kart Indoor. In seconda posizione, a secondi dovremmo vedere transitare sul traguardo Falco 89, e così è, vediamo. E infatti transita forse in questo momento Falco 89 con Cive in terza posizione, un po' staccato nel finale. Non abbiamo potuto davvero seguire gli altri perché eravamo solo prettamente concentrati essenzialmente sulle grandi imprese, sui grandi giri che faceva Inuyasha. E poi abbiamo Ale 89 e poi in quarta posizione poi abbiamo via via tutti gli altri. Però Marco, cioè, mi trovo anche difficile riassumere completamente questa gara se non in 30 giri. 1, 2, 3, 4, 5 volte in 30 giri sopra il 40, il resto sotto il 39, e la classifica dei migliori tempi al giro di tutti i piloti riassume la situazione. Sì, dominio incontrastato, deciso. Bravo Falco 89 a resistere nel finale, gran vittoria dell'HMB Racing alla fine con doppietta. Bene Cive, perché poi è rimasto lì, si è guadagnato il podio, però gara con non tantissime lotte, più di resistenza del finale, dominato da più forte. E adesso passiamo allo step successivo, la Silver 2, con Super Giro che piazza finalmente un Super Giro che gli è valsa la pole position in 40.003. Ad affiancarlo sarà Alex07, poi abbiamo Profi Racer, GTR in seconda fila, Sam 84 e Kamikaze in terza fila, Santa e Desta 4 in quarta fila, poi abbiamo Masche, Conberto a chiudere la quinta fila, poi abbiamo in sesta fila 70 Giovanni e G17, poi abbiamo Ake in 13ª posizione che chiude così la griglia di partenza della Silver 2. Marco, secondo me ci aspetta una bella battaglia, e nonostante comunque vedo il kart di Alex07 davanti e non quello di Super Giro, non lo so perché. Magari sarà tanto sbagliata la grafica, non lo so, però vedo qua dalla tabella dei tempi che Super Giro doveva avere il kart numero 8, ma invece primo è Alex07, perché ha il kart numero 11, non lo so, magari si sono sbagliati qui con la tabella dei tempi, ora staremo a vedere. Però effettivamente si stanno accorgendo dell'errore, perché effettivamente no, è tutto buono. Sì, direi che è tutto buono. Sta per partire il Gran Premio della Silver 2, partiti con Super Giro, presumo, che abbia mantenuto la testa. E attenzione, il livello di aggressività qui sta aumentando. Guarda, c'è il contatto qui, attenzione, il contatto. Però dobbiamo capire effettivamente chi sia effettivamente partito davanti, se è Super Giro oppure Alex07. Adesso lo vedremo, però che tappo clamoroso questo. Porterà sicuramente a tanti doppiati dopo e porterà i primi due a volare. Sarà molto importante il terzo che è rimasto lì, se riesce a recuperare subito il gap, perché sennò rischia di far scappare i primi due come nelle categorie precedenti.
Allora, la grafica effettivamente mi corregge, perché effettivamente Supergiro adesso ha il kart numero 11, perché in qualifica aveva il kart numero 8, quindi mi sono fatto purtroppo trarre in inganno dal numero di carte usate in qualifica rispetto a quelli usati in gara. Comunque è stato tutto corretto, la guida di partenza con Supergiro che ha difeso egregiamente la prima posizione su Alex07. Poi abbiamo Profi Racer che ha mantenuto la terza posizione, mentre invece Sam84 è salito in quarta posizione nei confronti di CTR. Poi abbiamo Santa in sesta, Kamikaze in settima, e poi abbiamo 70 Giovanni e tanti altri piloti che abbiamo visto nelle fasi iniziali, che sono rimasti un po' coinvolti da quell'incidente, da quei contatti iniziali, e addirittura abbiamo Masche che è sceso così in 13ª posizione. Attenzione, quindi problemi forse per Masche, però nel frattempo abbiamo già un distacco importante tra i primi tre e tutto il resto del gruppo, quindi Supergiro, Alex07 e Profi Racer stanno facendo già un'altra gara dopo già il secondo passaggio, mentre invece il duello tra Sam84, GTR e Santa per la quarta posizione sta forse per entrare nel vivo. Devo dire, Profi Racer, lo vedo bello pimpante. Come la Guidomeda. Ah, così era? Sì. Sì. È vero. Però dietro si vede il risultato di quei contatti all'inizio che hanno fatto proprio da tappo, anche se tutti sono attenti, ma i primi due sono partiti. Qual è la tabella dei tempi? Cosa stanno facendo? Ma allora, siamo nel corso del quarto giro, quindi Supergiro adesso dovrebbe chiudere il quarto passaggio in 40.337, Alex07 in 40.5, anzi 40.341, Profi Racer in 40.252. Siamo comunque racchiusi nell'arco di 7-8 centesimi. Sì, diciamo che sono ritmi molto raggiungibili, anche superabili, quindi non sono ritmi eccezionali, non riesco a fare di meglio nella Bronzo 1, soprattutto nelle altre categorie. Vabbè, ma il New Asha lo dobbiamo proprio considerarlo, Marco, perché ha fatto secondo me un altro mestiere, anche secondo me a tanti piloti che vedremo nelle categorie successive, compresa appunto quella della Silver. Ci sta, mi fido, però ci sono speranze di vedere una bella battaglia tra i primi tre, e occhio perché Alex07 ha perso un po' di terreno, bravo invece Sam84 a fare la traiettoria più interna possibile per difendersi da un eventuale attacco di CTR e Santa per la sua quarta posizione. Però Marco, come dici te, attenzione per la battaglia per la prima posizione, perché appunto Supergiro, Alex07 e Profere sono abbastanza vicini tra di loro e possono davvero farci divertire parecchio in questo non appuntamento penultimo di questa stagione delle Pordenone Kart Indoor valido per il campionato 2023 di Amici Kart del Triveneto, completato quindi il sesto giro con Supergiro in prima posizione, Alex07 in seconda, Profi Racer in terza, Sam84 che è riuscito a difendere la quarta posizione, GTR in quinta, Santa in sesta, poi abbiamo Kamikaze in settima, e a chiudere la top 10 abbiamo Berto con Maske che ancora è in ultima posizione. Però vediamo che comunque Supergiro sta piazzando dei supergiri, perché Alex07 e Profi Racer stanno perdendo qualche decimo rispetto appunto al leader della corsa. Supergiro sta tenendo il suo, è bravo, il suo ritmo ha perso un po' Alex07 e sta portando invece Profi Racer, che è stato molto bravo, perché appena ha visto un po' l'allenamento di Alex07 è corso, è scattato ancora un po' di più di quello che faceva prima, e adesso mi sta non mi sorprenderei se vediamo a breve un tentativo di sorpasso, se l'idea è quella ovviamente di andare ad agganciare il Supergiro, che è vero che sta piazzando dei bei giri ma non ancora super, quindi la prima piazza è ancora raggiungibile. Dietro invece in grande difficoltà dalla quarta posizione in poi rispetto ai primi tre, però sono lì attaccati, si può vedere una bella bagarre anche tra loro. Sì, è vero, perché vediamo comunque la bagarre per la quarta posizione e poi direi una bagarre per... Attenzione, c'è un contatto! Attenzione, c'è un contatto, però si può riprendere normalmente, quindi non bisogna esporre così la bandiera gialla e far fermare tutti i kart per
si inizierà a vedere le condizioni dei due piloti coinvolti in quel contatto. Però comunque, come dicevi tu, Marco, la battaglia per la quarta posizione adesso è a 3, perché abbiamo 84, GTR e Santa tutti attaccati, e poi abbiamo una bella lotta anche per la ottava e nona posizione, protagonisti anche e 70 Giovanni. Però Super Giro completa un altro passaggio e transita per la prima volta sotto il 40 in 39.950. Alex07 perde qualcosina in più, 6 decimi in questo giro nei confronti di Super Giro. Quindi insomma, forse questo è il momento forse decisivo della gara, dove Super Giro sta piazzando, insomma, dei passaggi molto fondamentali. Sì, dove sta piazzando, ed è giusto il momento di spingere questo, perché te lo sei creato quel vantaggio. Siamo a un terzo della gara, se riesce a portarsi a 2/3 della gara con questo distacco se non superiore, è cosa fatta per Super Giro. Dovrà stare molto attento, ma questa è l'idea che si deve mettere in testa, e questa è la gara che deve fare, perché poi anche proprio non ridi gli avversari, e poi lasci Alex 07 preferire a vittorie e alla terza castiglia vicenda, che era un po' quello che era successo anche con la cultura, quello che è successo prima con Russia, che era stato disturbato che non è che era sbagliato, ma erano comunque lì in due, adesso un fastidio, hanno preso un po' di pressione. Quello che sta provando per preferire adesso. Sì, il Profi Racer ricordiamo che è al kart numero 15, mentre invece Alex07 al kart numero 10 stanno transitando in questo momento sul traguardo a completare il 10° giro, 11° in corso, con un giro da parte di Super Giro, e non è un gioco di parole, perdonatemi, ma che sta girando in 40.2, mentre invece Alex07 in 40.3, Profi Racer in 40.4, gli altri oltre il 40. Stiamo parlando di Sam84 che gira addirittura sul 41.3, poi abbiamo GTR in 41.1 e poi abbiamo Santa in 41.2, quindi potete capire che insomma i primi tre stanno facendo completamente un altro ritmo rispetto agli altri piloti che stanno girando nettamente sopra il 41, e quindi così non stanno perdendo tantissimo tempo, mentre invece i primi tre stanno viaggiando davvero molto molto veloci. E comunque diciamo Profi Racer sta tallonando sempre più Alex07, ma sì, sempre lì sotto, però ancora non sono riuscito a vedere se ha provato qualcosa, perché è vero che gli sta attaccato, ma è da già 2-3 giri che sta proprio attaccato, e vedere se è riuscito a trovare lo spazio per creare qualcosa. Però è anche vero che stanno tenendo un ritmo così alto che dietro hanno fatto il vuoto, quindi diciamo che saranno sicuramente contenti in questo momento. Non so se si sono resi conto di questa cosa, perché poi sono lì attaccatissimi l'uno con l'altro, staranno sicuramente pensando uno a non concedere nessuno spazio all'altro e l'altro a cercare di trovare invece quello spazio dove infilarsi in maniera pulita, per poi non perdere tempo in caso di andare a giocare Super Giro, perché tanto tempo ce n'è ancora. Però è complicato da vedere se riuscirà. Dietro invece un po' più pilota, pochi sorpassi, abbiamo visto nel giro precedente, molta attenzione a non commettere errori, perché l'abbiamo visto come gli altri piloti abbiamo visto negli altri, ovviamente si fatto veramente poco per perdere magari il tempo. sì, perché appunto, come abbiamo citato più volte fino adesso, un errore all'interno di un circuito indoor ti costa molto di più rispetto a un circuito outdoor, e ti può appunto addirittura costare molte posizioni e anche molto tempo da perdere. E invece in un outdoor eventualmente hai la possibilità magari di andare comunque sull'erba, ma comunque di non fare un testacoda effettivamente, di andare subito contro le barriere. Però appunto all'interno di un circuito indoor la precisione e la pulizia nelle curve e nelle traiettorie è davvero essenziale. Comunque siamo a metà gara e quindi ora viaggiamo verso la seconda metà di questa categoria Silver 2, con Super Giro che ancora una volta conduce la corsa, poi Alex07 in seconda posizione, Profi Racer in terza, poi abbiamo Sam84 in quarta, GTR in quinta, Santa in sesta.
devo dire la verità, adesso le posizioni sembrano un pochino più cristallizzate rispetto a qualche giro fa, nonostante comunque ci sia una bella battaglia là in fondo, la vediamo, per la quarta posizione, però anche in questo caso i sorpassi latitano, Marco. Sì, i sorpassi latitano, sono molto attenti i piloti a non fare errori, a cercare di tenere un ritmo alto, perché comunque non ci sono stati grossi errori e mi sembra, correggimi se sbaglio, non ho neanche visto doppiate al momento, o sbaglio? No, non ancora, anche se comunque adesso passa il gruppone, questo qua inquadrato, che è proprio il gruppone che chiude la classifica, però Super Giro comunque li sta vedendo, e quindi secondo me a momenti vedremo i primi doppiati nei prossimi giri da parte di Super Giro, che completa un altro giro in 40.5, quindi adesso ha alzato anche leggermente, anzi ha un po' alzato un po' i tempi sul giro, però come potete vedere il distacco è abbastanza tranquillo, a circa 3-4 secondi di vantaggio Super Giro nei confronti di Alex07 di Profi Racer, quindi ci può stare che per 1, 2, 3 passaggi Super Giro possa abbassare, anzi alzare i tempi sul giro, e quindi un po', insomma, sta andare abbastanza tranquillo, perché comunque il secondo e il terzo non gli danno tanto fastidio, però comunque deve stare attento a non abbassare la guardia, perché è un attimo essere sconcentrati e fare un errore che può, come abbiamo detto prima, costare davvero molto tempo e posizioni. Penso che Super Giro sia stato molto attento adesso, dato che viaggia in solitario da tantissimo tempo, a dare anche un occhio dove sono gli altri, li ha visti adesso, ha visto il distacco che ha e sa, penso sia in controllo totale, non deve neanche passare doppiate al momento, e come ti dicevo prima, se arriva al punto che ha 2/3 di gara questo gap, sta veramente tranquillo, ha iniziato già un po' prima e ha fatto molto bene. Difficilmente vedremo vincitori diversi da lui. Bella questa lotta, vediamo se scatenerà qualche lotta interessante, qualche sorpasso interessante. Sì, perché intanto Super Giro sta arrivando nel codone di questi 4 piloti che stanno giocando la 10ª posizione, quindi potremo anche vedere appunto i primi doppiaggi a breve, però appunto Super Giro che adesso nell'arco di 1 o 2 passaggi dovrebbe doppiare i primi piloti che stanno giocando appunto la 9ª e la 10ª piazza, quindi delle piazze comunque non troppo rilevanti ai fini della classifica, però comunque vediamo adesso Super Giro come gestirà appunto anche il discorso doppiaggio. Anche perché dovrebbe gestirla comunque bene, ma sarà fondamentale intanto anche per i doppiati in attenzione, come lo accennavamo prima quando succedeva nella Forza 1, di magari partono spasso di lato, di lato, che per passare il primo intanto di quella posizione ci sta. E bisogna fare attenzione a quello, soprattutto nei gruppetti, quando sono tanti come adesso, no? Ecco, abbiamo appena passato Super Giro. Però il primo doppiato passato al 20° giro, questo non l'avevamo ancora visto, dimostra un livello generale più alto, tempi anche non alti, ma nessun grande errore dietro, sempre molta concentrazione, cercare di fare una gara con le teorie, e questo vanta per i piloti della Silver 2 quali che ha fatto un bel lavoro, perché comunque il viaggio al 20° giro è ottimo. Sì, assolutamente. Adesso Super Giro potrebbe perdere qualche secondo, attenzione, c'è stato anche un piccolo contatto, e quindi adesso Super Giro deve stare molto calmo e molto accorto con i doppiaggi, perché potrebbe, insomma, può essere una fase davvero delicata di questo Gran Premio, con Super Giro che ha fatto tutto bene, però adesso deve essere molto bravo a rimanere calmo. E infatti ci sono anche commissari che stanno sventolando proprio molto velocemente anche la bandiera blu, che segnala appunto il passaggio di un pilota più veloce, quindi di lasciarlo passare. E per Super Giro è ancora lì in mezzo ai doppiati, e infatti Alex07 e Profi Racer secondo me hanno recuperato anche qualcosina, Stavo dando anche i tempi, però sì, perché poi essendo un gruppo così grande è tosta anche per i doppiati, no? Perché poi uno dice ok, io faccio passare, però se come faccio passare come in questo caso non è più quello, e se faccio passare qualcuno che invece è un più componente diretto, quindi no, esatto, è l'annosa questione. Infatti qualche giro fa Super Giro ha girato in 43.3, Alex07 in 40.6, quindi ha guadagnato 3 secondi.
E infatti non è che adesso Super Giro abbia questo gran vantaggio, anche se comunque ora il suo vantaggio è tornato a salire ancora, perché adesso ci sono i suoi diretti avversari ad affrontare i doppiaggi, e quindi ora diciamo che se prima Super Giro ha perso tempo, ora teoricamente anche Alex 07 e Profi Racer dovrebbero comunque perdere del tempo, perché stanno affrontando anche loro fasi di doppiaggio. Io dirò, mi sembra che abbiamo perso così tanto tempo. Vediamo adesso in questo frangente, fai caso di mostrare i tempi, è diventato complicato. Sta facendo un gesto Super Giro, pretende le bandiere blu, perché effettivamente adesso sta perdendo del tempo, e infatti il kart numero 11 che anzi no, sì, il kart davanti a sottopassare. Vediamo adesso da passare, adesso. Sì, adesso. Ho fatto bene. Però appunto, come vi abbiamo spiegato più volte, l'annosa questione dei doppiaggi è davvero di fondamentale importanza, e vediamo anche lì in fondo un tentativo da parte di Super Giro. Oh, finalmente è riuscito a passare senza problemi anche l'altro doppiato, la vettura numero 16 di 70 Giovanni per la precisione. Però appunto un conto è fare i doppiati in un circuito outdoor, un conto è farlo in un circuito indoor come questo qua del Pordenone Kart. Sì, perché mentre stai battagliando potrebbe essere a pescare, guardarti dietro, ma cavolo, cioè sei in tempone e poi in normali livelli, però giusto anche in questo caso fai tenere i punti del primo che dovresti fare, quindi per fare un vantaggio, ma la questione dei doppiati può diventare di fondamentale importanza su Profi Racer, per vedere se perde il terreno o meno, dare il 7 o se li rimane incollato e hanno fatto il doppiaggio insieme, perché passarne 4 insieme è tirare quel tanto. Però mi sa che Super Giro abbia esaurito la fase di doppiaggio molto bene, quindi ora può, diciamo, godersi questo finale di gara, gli ultimi 3 giri e mezzo, per godersi appunto gli ultimi passaggi di questa categoria Silver 2, mentre invece Alex 07 non può stare troppo tranquillo, perché ha le calcagna Profi Racer pronto per un eventuale attacco per la sua seconda posizione, e quindi comunque mancano pochi passaggi alla fine di questa corsa, mancano ormai 3 giri alla fine. Siamo a corso ora del 27esimo giro dei 30 previsti, con il Super Giro che ha ripreso comunque ad andare abbastanza bene in 40.1 contro il 40.4 di Alex 07 e il 40.6 da parte di Profi Racer. Chiaro, non stiamo vedendo dei distacchi abissali come nella Bronzo 1, ma tutto sommato un Super Giro che non ha avuto fino a questo momento alcun patema, alcun problema a controllare la corsa fin dalle primissime battute. E sinceramente adesso, tra l'altro, ha anche firmato nel giro numero 21 il giro più veloce in 39.860, quindi insomma anche il titolo del giro più veloce in gara fino a questo momento. Quindi insomma direi che Super Giro finalmente, dopo qualche Gran Premio in cui è andato un pochino in difficoltà e non ha dimostrato insomma le sue valide performance, al Pordenone Kart Team ha dimostrato che insomma è abbastanza competitivo. Dimostrato le sue obiettivi, dimostrato di poter dominare la gara, e pazzesco anche il distacco tra Profi Racer in 4, siamo 84 di PR, salta sul 2%, che anche quello è un distacco veramente importante, più un distacco tra il terzo e il quarto che lo Super Giro è lo sempre. Probabilmente adesso ci sono anche un doppiaggio anche per loro, non manca ormai un giro e il Super Giro c'è. Attenzione, nel frattempo vediamo un kart fermo in mezzo alla pista, dovrebbe essere il kart di Masche 00, però poi vedremo alla fine chi sarà effettivamente quel kart fermo. Però appunto abbiamo visto in lontananza un kart fermo, però siamo ormai alle ultimissime battute con Super Giro che ormai si sta godendo le ultime curve di questo Gran Premio, di questo nono appuntamento della categoria Silver 2. Quindi Super Giro forse ha ottenuto la vittoria. Non ho visto effettivamente la bandiera a scacchi, ma dovrebbe essere così. Non so se adesso la regia potrebbe venirci in soccorso, oppure questo potrebbe essere l'ultimo giro.
non ho visto personalmente la bandiera a scacchi, quindi forse questo era l'ultimo passaggio veramente da compiere per questo gran premio del Pordenone Kart Indoor, non appuntamento degli amici kart del Triveneto 2023. Così è, siamo all'ultimo passaggio, anzi no, era già finita la gara. Purtroppo i commissari non hanno sventolato effettivamente la bandiera a scacchi, quindi niente, Super Giro ha vinto, ha vinto la categoria Silver 2, Marco. La categoria Silver 2 seguito dall'X 07 Profi Racer in una gara poverissima di sorpassi, ma comunque con tanta tensione, con tanta attenzione, soprattutto, che è la cosa fondamentale da parte dei piloti. Alla fine il podio strameritato e testimonia ancora di più quanto è importante la qualifica, in questo circuito, fondamentale. Sì, tra l'altro Super Giro l'unico che è sceso sotto appunto il 40 in 39.860 come il giro più veloce di questa categoria. E arriviamo alla terzultima categoria di giornata, la Silver 1, con Luca C che stabilisce la pole position sotto il 40 in 39.990. Poi abbiamo Gen 95 ad affiancare Luca C. Seconda fila per Nico UK e Pablo 95, tutti con 95. Poi abbiamo Velvet Thunder GTZ in terza fila, poi abbiamo Leo Di Lea e Gino in quarta fila. Poi abbiamo Veggo e Burnout in quinta fila, poi abbiamo Astrofab e Legione 516 in sesta fila, poi a chiudere la griglia in settima fila, in 13ª posizione abbiamo Miro. Pensate che, escludendo Miro, quindi tra il primo e il 12° c'è uno spazio di 7 decimi di secondo. Quindi insomma è stata una qualifica davvero molto molto combattuta, però ormai ci siamo pochi secondi al via della categoria Silver 1, il tabellone adesso è fermo sui 4 semafori con la scritta ready, quindi vuol dire che manca davvero pochissimo alla partenza del Gran Premio della Silver 1. Si stanno per accendere tutti i 4 semafori allo spegnimento, il via del Gran Premio del Pordenone Kart Indoor, che parte in questo momento con Luca C che mantiene salda la pole position con la consueta partenza in curva 1 favorevole da chi parte in pole position, che conduce poi alle rispettive curve successive. Quindi il pilota con il kart numero 2 riesce così a consolidare la prima posizione in questo primissimo giro. Tra l'altro i piloti della Silver 1 devono compiere ben 31 passaggi e non 30 come ne abbiamo commentati fino alle categorie precedenti, e quindi chissà se questo giro supplementare sarà decisivo ai fini della classifica. Sì, potrebbe essere. Sono partiti tutti benissimo, senza grossi contatti e tutti molto attaccati. C'è stato forse sì l'incrocio in chi ha perso le posizioni GT Zander, ha perso Burnout e Astrofab, che è finito addirittura in 12ª posizione, però tutto sommato sono partiti tutti lì, sono lì agguerriti, e conferma quel poco distacco che c'è sul giro veloce, anche se attenzione, perché Luca C può, essendo anche stato l'unico a fare il giro sotto i 40 secondi per il primo distacco, questo può tenere un ritmo superiore agli altri e Zander e via, come abbiamo visto nelle due categorie precedenti. Esattamente, quindi insomma si rischia un po' di vedere un ritmo sulla falsa riga di quanto è accaduto nella Silver 1 con Insuraya che aveva fatto insomma il vuoto andando sempre sotto il 40. Vedremo se Luca C farà ancora una volta, sarà ancora capace di andare sotto il 40 anche durante le fasi di gara. Però in questi primi passaggi vediamo comunque Luca C e Jerry 95 abbastanza non dico incollati, però comunque che si stanno allontanando dagli altri piloti, quindi potremo vedere
bene o male una coppia per la lotta al vertice di questa Silver 1, mentre invece Jerry 95 Nico UK e Pablo 95 invece devono guardarsi da Velvet Thunder, che sta diciamo rimanendo incollato e tenta anche un piccolo incrocio verso l'interno del Thunder, ma poi non ci riesce nei confronti di Pablo 95. E quindi attenzione, perché abbiamo sia una battaglia per la prima posizione, anche se devo dire la verità adesso Luca C si sta abbastanza allontanando per quanto riguarda appunto la classifica, la vetta della classifica. Però staremo a vedere appunto con Nick UK, Pablo 95 e Velvet Thunder, che invece devono lottarsi per la terza piazza, e lo possiamo vedere anche da questa inquadratura larga del circuito del Pordenone Kart Indoor, che sono davvero tallonati e in battaglia per la terza piazza. È un ritmo elevato. In questo momento Jerry 95 è bravo a tenerli in testa, anche se in una posizione non facile, perché non gli è proprio attaccatissimo e non ha proprio punto di riferimento perfetto davanti, anche per cercare di ricucire lo strappo e poi tentare l'attacco. Però comunque è lì, se la sta giocando. Vedo Luca C forse prendere delle linee migliori in questo momento, ed è per quello che si è costruito quel vantaggio. È solo l'inizio ovviamente, ma per il momento questi due stanno creando un bel gap. Sì, tra l'altro, come dicevi te, Luca C adesso sta addirittura ampliando un po' il gap nei confronti di Jerry 95, perché appunto, attenzione, forse vediamo un attacco all'esterno da parte di Velvet Thunder, ha tentato un interno che poi è diventato esterno per la curva successiva, ma poi Pablo 95 forse è riuscito a difendere agevolmente la sua quarta posizione. Però intanto Nico UK si è avvantaggiando, invece no, Velvet Thunder invece è riuscito a passare Pablo 95 proprio in quella staccata, quindi è stato molto bravo Velvet Thunder con una mossa molto pulita, molto corretta, senza spintonare, e di conseguenza il sorpasso è completato e ora Velvet Thunder è il primo inseguitore di Nico UK per il piazzamento d'onore sul podio. Sì, Velvet Thunder è ridosso di Nico UK, però devo dire che anche da Nico UK in poi non c'è tutto di distacco. Miro intanto, che sembrava staccato di tutto l'inizio gara, stava facendo una gran rimonta ed è riuscito a passare sia sul campo che vecchio, e non era scontato perché Miro aveva tanti secondo di svantaggio all'inizio. Luca C invece sta creando il vuoto. Come ti dicevo prima, la posizione di Jerry 95 non è facile perché non era proprio attaccatissimo Luca C, e adesso Luca C però ad approfittarne del suo ritmo e staccarli molto bene. Infatti sembra più vicino Nico UK con gli altri due a Jerry 95 che Jerry 95 Luca C. Sì, assolutamente sì, Marco. Vediamo adesso che ritmo potrà fare Velvet Thunder su Nico UK, però una cosa certa, rischiamo di vedere una gara sulla falsariga della Silver 2, anzi della Bronze 1 e della Silver 2 aggiungo, perché Luca C sta imprimendo un ritmo davvero forsennato. Adesso siamo nel corso del nono giro e Luca C ha girato in 39.856 contro il 40.324 da parte di Jerry 95. 7 decimi ha guadagnato nel tuo passaggio Luca C, però sono già da un paio di giri che Luca C guadagna oltre il mezzo secondo al giro nei confronti di Jerry 95, quindi Luca C è la fase decisiva forse della corsa, dove il gap si sta allargando sempre di più e Luca C sembra che stia dando l'idea di dominare queste primissime fasi iniziali. Nel frattempo Velvet Thunder ha passato Nico UK e adesso è lui sul podio in terza posizione, e ora sono curioso di vedere se ha ritmo ulteriore per raggiungere Jerry 95. Però intanto in questa primissima fase di gara, questo primo terzo di gara, Velvet Thunder sta risalendo la classifica in maniera prepotente. In maniera prepotente ed è lì. Può tentare l'attacco. Assolutamente sì. Nel frattempo Luca C ha completato un altro passaggio e lo possiamo vedere anche da questa inquadratura, isolatissimo, ha preso davvero un bel distacco su Jerry 95. Però Velvet Thunder sta cercando di scrollarsi di dosso la presenza di Nico UK e non dico che in parte ci sta riuscendo,
però già quei 3-4 decimi di margine li ha presi, Marco, quindi attenzione perché vedo un Velvet Thunder molto molto in palla. Il Thunder è molto attivo, poi dalla scorsa fatto che comunque non ha preso un bel po' di entusiasmo adesso, riesce a fare più sorpassi, è comunque in zona podio e vede di avere un ritmo più alto rispetto agli altri, quindi giusto tentarci, la strada è ancora lunga e se si tiene questo ritmo il sorpasso potrebbe venire. Tanto il raggiungimento, poi il sorpasso potrebbe venire a breve perché è veramente un gran ritmo per il Thunder. È riuscito a trovare le linee giuste per cercare di essere veloce e le traiettorie giuste, cosa che invece non è successa totalmente a Jerry 95 per raggiungere Luca 5, comunque in una seconda posizione non di sicurezza ma una buona seconda posizione. Sì, perché tra l'altro adesso si sta concludendo l'11° passaggio con Luca C che gira in 39,9, con Giro 95 che gira in 40,196, ma Velvet Thunder gira 2 decimi meglio in 39,976. Quindi insomma una fase di gara molto favorevole per Velvet Thunder che sta girando costantemente 2, 3, 4 decimi meglio rispetto al Giro 95 al giro e quindi sta sempre di più ricucendo il gap nei confronti del secondo classificato. Però ripeto, un Velvet Thunder che davvero è in palla, ha effettuato un paio di sorpassi molto corretti e molto belli da vedere e vediamo se adesso sarà capace di raggiungere Jerry 95 per tentare un ulteriore attacco, essere aggressivo e conquistare la seconda posizione per poi eventualmente, ma la vedo molto difficile, andare a caccia addirittura del bersaglio grosso che ha il nome di Luca C. Sì, assolutamente, potrebbe andare a caccia, difficile però raggiungere il livello di Luca C. Adesso a che tempi sta girando? Ma adesso l'ultimo giro di Luca C è 39,8 contro il 40,1 di Jerry e il 39,8 di Velvet Thunder. Praticamente Velvet Thunder sta girando come Luca C, sostanzialmente. Esatto, non male, perché comunque stanno girando molto veloci, bravi, si vede. Mi sono perso il gap tra Velvet Thunder e Nico UK, non è enorme. No, non è un grosso gap, però insomma Nico UK comunque non sta tenendo un ritmo comunque a livello di Velvet Thunder perché comunque gira in 40,2, 4 decimi peggio rispetto a Velvet Thunder, però comunque è ancora lì, lo vede a vista Nico UK Velvet Thunder, quindi non è per niente finita questa battaglia. 44 è comunque un ritmo buono per cercare di stare lì. Sì, nel frattempo stiamo vedendo una bella battaglia nelle retrovie tra Andri e Miro per la 12ª posizione, però tra poco devono un secondo farsi da parte perché sta arrivando a tutta velocità Luca C che a metà gara comincia già subito a doppiare alcuni piloti. Wow, sì, pensavo fossero un po' più veloci, invece il doppiaggio è arrivato a metà gara, veramente Luca ci sta spingendo parecchio. Pensavo che il doppiaggio potesse arrivare un po' dopo come nel caso della Silver 2, invece Luca ci sta spingendo veramente veramente tanto e fa bene perché comunque sta tenendo a distanza gli altri 3, perché poi metto dentro anche New UK, ma non sono proprio così tanto distanti, anche se la gara sembra ben avviata. È da vedere se Velvet Thunder è riuscito a ricucire quello gap con Jerry 95, sembrava di sì. Non eccolo, E vediamo perché adesso la battaglia per la seconda e terza posizione potrebbe davvero infiammarsi con Giro 95 che sta perdendo qualche decimo al giro ancora nei confronti di Velvet Thunder che sta pian piano mangiando le briciole e lo vediamo forse lì incollato Velvet Thunder, quindi attenzione, dovremo seguire con molta attenzione il duello per la seconda posizione. Vediamo un po' adesso qua, sì, è attaccatissimo Velvet Thunder, però questo potrebbe favorire un eventuale rientro da parte di Nico UK, Sta rientrando veramente forte, non è da sottovalutare neanche Pablo 95, ma rientra in UK è veramente prepotente. Penso venga dal fatto che Velvet Thunder gira meglio
di Jerry 95, quindi forse Jerry 95 gli sta facendo un po' d'attacco ai suoi ritmi. Sì, perché adesso tra l'altro Luca C ha completato il giro numero 18 e ha girato in 39,8 contro il 40.1 di Jerry 95 e il 40.093 da parte di Velvet Thunder e invece 40.3 da parte di Nico UK, che quindi perde 3 decimi in questo ultimo passaggio nei confronti di Velvet Thunder. Però comunque lo vedo lì in fondo comunque bello appaiato, bello incollato, che nei confronti appunto di Velvet Thunder, quindi attenzione, perché forse si può infilare anche la festa per la seconda o terza posizione anche Nico UK, anche se forse in questo giro ha perso un pochetto, perché ho visto lì dall'aggiornamento della classifica che ha perso qualcosina, Nico UK forse in questo passaggio. E anche se comunque dalla grafica dei tempi vedo che in sostanza ha girato forse anche 2 decimi meglio rispetto a Velvet Thunder, però il distacco comunque lo vedo abbastanza, non dico alto, però non è attaccatissimo come forse ce lo potevamo aspettare. Sì, sono per il punto di sicurezza e Gerardo sempre sta un po' aiutando con il ritmo verticale, quando ne avessi bisogno, sta molto bene. Sono lì attaccati. Sì, sono lì attaccati. Adesso vediamo un po' per il passaggio sul traguardo con Giro 95 che forse ha detto qualcosina su Velvet Thunder, mentre invece Nico UK, lo abbiamo visto poc'anzi, un poco si è allontanato su Velvet Thunder, però vediamo perché sono ancora lì abbastanza incollati Velvet Thunder e Giro 95, quindi da un momento all'altro secondo me potremo vederli belli appaiati con un attacco. Però Marco, guardiamo un secondo anche le retrovie, perché comunque vediamo un Pablo 95 in quinta posizione del team TKJ, poi abbiamo Burnout in sesta posizione, poi abbiamo Gino in settima posizione, poi abbiamo Leggero 516 che qualche giro fa ha passato Leo Di Lea per l'ottava piazza, poi abbiamo GT Zanda a chiudere la top 3, poi abbiamo Veggo in undicesima posizione e poi Astrofab e Miro che chiudono così la classifica dopo 21 giri compiuti, perché ovviamente Luca C compie il 22esimo passaggio in 39.538, che dovrebbe essere tra l'altro il suo miglior giro in gara, quindi a dimostrazione del fatto che Luca C ha ancora qualcosa nel taschino, che non vuole assolutamente mollare e concedere dei secondi preziosi nei confronti di Jerry 95 di Velvet Thunder. E quindi vediamo adesso un po' il passaggio sul traguardo. Nel frattempo Astrofab passa per l'11ª piazza Veggo, e attenzione perché migliora ancora il record in gara Luca C in 39.522, e quindi davvero Luca C ne ha ancora, Marco. E ancora sta praticamente correndo a cercare di fare il suo miglior giro personale in continuazione, ed è una bellissima mentalità. Ci sono Jerry 95 e Thunder che pensavo potessero avere più problemi con i doppiati, invece no, invece sono ancora lì, li hanno portato tutti quelli che devono portare insieme, e devo potessi essere di magari, invece grande anche bravura di doppiati per riportare bene la prima animazione. Però Luca ci sta facendo un po' straordinario e la vittoria praticamente è lì alla sua portata, lì vicino, e lui continua a martellare con un martello pneumatico. Invece la gara per il podio, per il secondo posto ancora tutta aperta, Nico UK è un po' staccato, li vede è stato forse mezzo sul passo, è stato? No, non è andato perché ha tentato l'incrocio di traiettoria dopo l'uscita da curva 3, dal tornantino sinistro di curva 3, ma poi alla fine Jerry 95 ha difeso molto bene l'interno curva della 4 e alla fine Velvet Thunder non ha potuto tentare l'attacco, però poteva starci quell'incrocio di traiettoria interno e esterno di Velvet Thunder, ma così purtroppo non è stato. Intanto Marco, ti devo registrare il nuovo record in gara, 39.4 da parte di Luca C, ragazzi, proprio hammer time in questo momento per Luca C, in questo momento dove sta cercando di guidare, di essere il perfezionista della situazione,
di essere uno che vuole tirare decimi su decimi a ogni passaggio compiuto e agli altri non resta soltanto che le briciole. Da vedere se è andato a guardarsi qual era il record della pista per cercare di batterlo. È lontano, però Beh, in questo momento siamo almeno 9 decimi di stacco dal record della pista attuale, che è il 38.541. bello spazio. Bello spazio. Sì. Ci sono un gran divario tra Pablo 95 e Bernard, poi anche da Bernard in poi, che stanno facendo un gare in solitaria e fanno la loro posizione, però è da dire che comunque hanno fatto la loro gara molto bene. Manca poco, però 5 giri? Meno. Sì, mancano meno di 5 giri alla fine della Silver 1 con Luca C che passa di nuovo sul traguardo a completare il 27esimo passaggio, anzi il 26esimo, chiedo scusa, siamo in corso del 27esimo passaggio e non si aggiorna ancora la classifica perché c'era 95 per Thunder, nonostante cerchino di girare forte ma non riescono minimamente a tenere il ritmo, perché girano costantemente sopra il 40 e mentre invece Luca Cicco gira costantemente sul 39 alto. Questo a dimostrazione del fatto che G95 e Velvet Thunder stanno un po' guardando, stanno cercando di non farsi del male, forse stanno pensando a conservare la seconda e la terza piazza con Velvet Thunder che comunque nelle primissime fasi di gara, Marco lo ricordiamo, ha fatto 2 sorpassi per la quarta e anche per la terza posizione degni di nota, forse non dico i migliori sorpassi della giornata fino a questo momento, ma poco ci manca. No, perché non sono stati sorpassi decisamente migliori, ma sicuramente tra quelli che sono stati più su, una delle prestazioni migliori. Io mi aspetto un altro tentativo di sorpasso. Prima c'è stato, deve fare qualcosina in più, deve rischiare qualcosina in più, anche perché non ci permettere. E per dare un po' di brio manca poco, e se no comunque la sua è una buona gara. Finirola ci decide la torta di questa piccola rimonta per la seconda posizione, che in un momento del genere sarebbe un risultato importantissimo, perché Luca C ormai è andato imprendibile. Ha preso quanti secondi di vantaggio ha preso? Ma adesso siamo sull'ordine dei 13 secondi di vantaggio nei confronti di G95 Velvet Thunder, che sono ancora lì belli appaiati con una bella battaglia per la seconda posizione che in realtà non si è mai accesa del tutto, però Velvet Thunder in un paio di circostanze ha tentato un incrocio interno-esterno, ma alla fine non è riuscito effettivamente ad applicare la tattica. Nel frattempo Luca C ha completato il giro numero 30, quindi di conseguenza Marco dovremmo essere nel corso dell'ultimo giro per Luca C che sta affrontando così l'ultimo passaggio da fare per questa categoria Silver 1. Come per la categoria Bronzo 1 possiamo dire che Luca C ha fatto quello che voleva dall'inizio alla fine, non ha mai avuto problemi dalla pole position fino a questo transito sul traguardo con Luca C che alza il pugno perché vince il nono appuntamento degli del campionato 2023 degli Amici Kart del Triveneto, con Luca C in prima posizione. Poi in seconda posizione dobbiamo vedere transitare Gen95 con Velvet Thunder che così completa il podio, ha desistito sul finale a tentare un attacco. Poi Nico Duque che nel finale si è dovuto difendere da Pablo 95 e da Burnout per la quarta posizione. Poi dobbiamo ancora aspettare qualche secondo per vedere transitare sul traguardo il settimo classificato che dovrebbe essere Gino, e poi Legione 516 Leo Di Lea e GT Zanda che chiude così la top 10 della categoria Silver 1. Diciamo che l'MVP di giornata, va bene, a parte Luca C, lo dobbiamo dare a Velvet Thunder, perché comunque dalla quinta posizione che era partito, se non erro, adesso vado a ricontrollare un secondo la griglia di partenza, esatto, dalla quinta posizione comunque ha guadagnato 2 posizioni e si è accaparrato il podio. Sì, diciamo per l'MVP rimane Luca C, per forza, per il dominio incontrastato. Da sottolineare la bella lotta nel finale tra Nico UK, Pablo 95 e Burnout, che sono stati lì molto attaccati. Miro che nonostante una partenza
che è stata molto difficoltosa, comunque ci ha lottato, hanno fatto una bella lotta anche le retrovie, e poi giusto Velvet Thunder, ma la gara di Luca C di un'altra categoria speciale. Cominciamo a entrare nel clima delle categorie gold, le categorie che contano, anche se comunque qua ci troviamo subito a partire senza neanche dire la griglia di partenza. Ah no, si è fermato il video, quindi vuol dire che la griglia di partenza fra poco potrebbe esserci. Eccola qua con la griglia di partenza della Gold 2 con F121 in pole position in 39.522. Poi abbiamo Nico 15 ad affiancarlo, poi abbiamo Scorpion, Matty Pry in seconda fila, Andre 98 Ste ed Erika completa la terza fila, poi abbiamo in quarta fila Rossi 96 e Nicolo Z, poi abbiamo in quinta fila Emil Thomas con Piccolomone che ha girato in 40.240, poi abbiamo Fonti con Ninja in sesta fila, poi abbiamo Bulldog e Mionida 93 a chiudere la griglia di partenza della categoria Gold 2. E quindi Marco, ormai ci siamo, e ormai stiamo arrivando nelle categorie che contano, nelle categorie in cui i punti del campionato scottano parecchio, ormai siamo appunto al punto appuntamento e i punti validi per il campionato piloti sono molto importanti. Assolutamente sì, vediamo cosa combineranno i piloti, ma siamo tutti pronti qui per questa gara che si pronuncia speciale. Da vedere se ci sarà un dominatore assoluto come al solito o meno. Sì, sottolineo ancora una volta il fatto che tra il primo e il 12esimo, quindi da F121 al Ninja, ci sono soltanto 886 millesimi di secondo a distanziare appunto i piloti all'interno dalla prima alla 12esima posizione. Però tra poco ci siamo partiti con F121 che conserva molto bene la prima posizione con Nico 15 subito che tenta, no, questo è un sorpasso un po' così. Sinceramente non mi è piaciuto questo sorpasso da parte di Nico 15, secondo me è stato un po' scorretto francamente nei confronti di F121, però fatto sta che adesso vediamo un po' il rimescolamento, perché si stanno un po' rimescolando la situazione con, se non erro, Nico 15 dovrebbe essere in prima posizione con F121 in seconda, poi abbiamo secondo me il kart numero 13 e quindi sto parlando di Scorpion, dovrebbe essere lui in terza posizione, così è. Poi Matty Pry in quarta posizione, Andre 98 Ste in quinta, e poi abbiamo Emil Thomas che ha scavalcato Erika. Marco, io sinceramente non trovo molto corretta la mossa di Nico quindi su F121, sinceramente. Adesso vedremo da farsi, però è iniziata forte questa gara, decisa, prepotente, cattiva. Si è capito il salto di qualità dalla silver e delle bronzo alla gold, si è capito. Anche dalla qualità della tensione. Adesso è da vedere se ci sarà il recupero però di Nico 15, perché ne ha approfittato tantissimo di quel contatto, perché più che altro ha creato un impatto clamoroso e a un certo punto tutti i kart sono andati alla velocità del brutto Mela. Tutti tranquilli lì che non può partire perché era tutto bloccato, poi sono ripartiti. Il problema è che la gara ormai era già partita, non poi come 15 è scappato e ha creato già il gap. Da vedere però se sarà in grado di tenere il ritmo abbastanza alto per creare quel dominio dalla fine vedere se sarà il caso anche di 121 sicuramente avrà dentro avvelenato. Anche lui ha fatto un sorpassino non da poco prima nel secondo tentativo di conquistare. Vediamo ora però cosa succederà, anche dietro un bel cammino. Sì, molto combattivo nelle posizioni delle retrovie, però qui siamo, se non erro, on board con il kart numero 8, quindi con il kart di Matty Pry che in questo momento occupa così la quarta posizione, che sta tallonando da un po' di tempo Scorpion, mentre invece Nico 15 sta letteralmente allungando nei confronti di tutti gli altri, e anche questa inquadratura lo può confermare. Completa così il quarto passaggio con il tempo di 40.020, F121 gira in 40
39.340, mentre invece Scorpion migliora e gira in 39.984. Quindi insomma Scorpion forse si deve sbarazzare di App 121 se vuole riprendere la testa della corsa e magari battagliare per la vittoria, perché in questa fase di gara, in questo inizio di gara della Gol 2, sembrerebbe Scorpion avere un po' più di ritmo nei confronti di App 121. Nel frattempo ancora on board con Scorpion. Siamo in una fase un po' delicata perché Nico 15 dista abbastanza da F21 e il gruppetto che va che è fermato. C'è quello di Erika, attenzione, tenta il sorpasso all'interno, peccato perché poteva essere un bel sorpassino, e abbiamo anche l'inquadratura da dietro di Matty Pry che può così riavvicinarsi di nuovo e diciamo mettere ancora più tensione a Scorpion, però Scorpion aveva fatto un bel tentativo di sorpasso, poi la curva interna era un po' troppo interna da poter tentare un sorpasso lì, però ci ha provato, dai, apprezziamo il tentativo. Diciamo che se pensassero alla lunga solo al fatto andiamo a riprendere Nico 15 che sta prendendo un bel colpo, devo dire, e stanno pensando, dovessero pensare tanto andiamo a cercare di riprenderlo, e l'obiettivo è o passare il 121 e fare loro rispetto magari ne hanno di più, oppure comunque provare a stare un attimo dietro e dargli una mano senza dargli troppo pensieri. Però queste cose ti fanno divertire, è giusto tentare l'attacco, ci vuole un po' di spettacolo, ci vuole un po' di adrenalina, neanche un po' di sano egoismo per dire ok, il ritmo è meglio che lo faccio io che sono un po' più veloce. E invece in questo momento è più 121, dimmi un po' i tempi come stanno girando. Ma allora, si è completato nel frattempo il settimo giro con Nico 15 che gira in 39,9, App121 in 41 netto, poi abbiamo Scorpion in 41.1, mentre invece Matty Pry in 40.9, e quindi insomma hanno girato molto lenti, tranne Nico 15 e tutti gli altri, quindi Nico 15 ha davvero guadagnato tantissimo in quest'ultimo giro. E quindi di sorpasso, di giusto, è vero, hai ragione, è vero. Ti fa vedere quanto la bagarre ti porta a perdere tempo e soprattutto ci dimostra che il ritmo di Nico 15 è molto elevato, quindi io aspettavo qualche giro dall'inizio per vedere se poteva tenere quel ritmo, al momento sembra tenerlo, e se avanti così la vittoria sarà molto difficile andarlo a prendere, veramente molto. Però dietro sono delle frecce tutti quanti, da Matty Pry in giù c'è un po' di distacco, se non sbaglio anche non me ne ero perso prima, un altro ma sembra essere assomigliato e hanno la tendenza poi il cammino di andare laterali, però il divario più grande è quello degli altri. Se Andre 98 è non attaccato ma molto vicino. Ma guarda Marco, alla fine vediamo un po' che cosa succede, però intanto dobbiamo registrare il fatto che Nico 15 deve ancora una volta registrare un tempo davvero molto degno di nota, perché gira in 39 ancora, mentre gli altri girano sopra il 40, anche se devo rimarcare Matty Pry che gira sotto il 40, quindi di conseguenza non demorde, e quindi può anche essere che può essere favorito da questa battaglia tra F121 e Scorpion, e può venire anche lui, diciamo, favorito da questa battaglia per la seconda posizione. Sì, poi anche, però dietro mi sembrano belli no, sono dei gran belli distanti, queste cose molto tantissime carte farsi giro per la pista, non mi sorprenderei se Nico 15 poi si provasse a dei doppiati, non adesso ma il giro probabilmente. Beh, adesso però sono ancora attaccati il secondo, il terzo e il quarto, quindi possiamo davvero vedere una bella battaglia. Tra l'altro
cosa che vedo solo adesso, la Gold 2 deve affrontare soltanto 29 giri e non 30/31 come abbiamo affrontati nelle scorse batterie, quindi un giro in meno per tentare eventualmente dei sorpassi. Però per Nico 15 a che importa se gira sempre sotto il 40, non importa niente, un giro in meno, tanto è lì sempre a comandare la corsa senza problemi, deve soltanto guardare, ma anche forse il tempo, la voglia di guardare un pochino cosa combinano gli altri quando è il rettilineo, non deve neanche preoccuparsi di guardare dietro, alle spalle. No, infatti, nel ritmo è una prova e i 10 all'inizio era un po' quel tipo. Abbiamo visto che nella Bronzo 2 dopo magari la possibilità di farle puoi andare a fare gare in solitaria, ma al momento abbiamo quasi visto solo gare in solitaria di piloti che partono di volta. E per questo non è passato avanti, non si è preso la prima posizione di competenza e dopo è andato anche con diciamo il fatto di aver rallentato tutti gli altri, ma poi il gap si sta aumentando giro dopo giro. Sì, perché poi tranne la Bronzo 2 per il resto abbiamo visto davvero chi è partito in pole position andarsene via imprimendo il suo ritmo e non concedendo niente ai suoi avversari, tranne appunto nella Bronzo 2 dove abbiamo visto tanta battaglia con anche dei contatti, però invece nelle altre categorie chi è partito in pole ha impostato il suo ritmo, ha anche controllato bene la fase di doppiaggio e non c'è stato nulla da fare per quanto concerne il discorso vittoria, mentre invece in questa categoria la Gold 2 vediamo davvero una bella battaglia per la seconda posizione tra F121, Scorpion e Matty Pryde. Io mi aspetto che almeno in questi 2 giri continuino a essere così un tentativo di sorpasso. Guarda Scorpion come lo sta prendendo, sta prendendo un po' di traiettorie diverse, sta cercando di trovare il modo, anche se P121 è lì, chiude tutti gli interni, chiude tutte le traiettorie possibili e immaginabili, ma prima o poi qualcosa dovrà succedere con Matty Pryde che è vigile con un avvoltoio pronto a cogliere l'occasione giusta. Sì, perché Matty Pryde, dicevo prima Marco, che in effetti può approfittare del duello tra F121 e Scorpion e magari essere il terzo incomodo della situazione, anche se, ripeto ancora una volta, sorpassare in questo circuito, ma in generale sorpassare nei circuiti indoor non è cosa facile. Nel frattempo però abbiamo completato metà gara, Marco, quindi siamo alla seconda parte di gara e vediamo che seconda parte di gara ci aspetta con Nico 15 ancora al comando della corsa, con F121 in seconda posizione, Scorpion in terza, e mentre invece Matty Pryde comunque guarda gli altri due dalla quarta piazza. Poi abbiamo Andre 98 in quinta posizione, poi abbiamo Nicolo Z che è riuscito a passare Piccolo Mone per la sesta piazza, poi abbiamo Rossi 96 in ottava e a chiudere la top 10 abbiamo Emil Thomas con Bulldog che a sorpresa adesso ce lo ritroviamo un po' in difficoltà in 14ª posizione, anche perché poi, anche se comunque in qualifica non aveva proprio fatto molto bene, che era partito dalla penultima casella, un weekend un po' complicato per Bulldog, Marco. Sì, ma ci sta qualche weekend a vuoto, ci può stare, magari con la pista o cose del genere, e poi magari approfondiremo nel post. Però al momento tutti molto color cotone, vanno fuori dagli schemi, non vogliono rischiare. Fuori dagli schemi intendo non hai l'opportunità di essere vicino al tuo avversario, anche perché l'unico terzetto che vedo attaccati non sono il secondo e il terzo quarto, gli altri sono distaccati, non c'è effettivamente lo spazio per tentare un sono bene o male distanti da loro. Sì, infatti vediamo inquadrato con l'onboard di Scorpion, perché poi davanti c'è F121 e proprio dietro c'è invece la figura di Matty Pryde. Però Marco hai ragione, perché le posizioni sono bene o male cristallizzate, tranne appunto la seconda, la terza e la quarta posizione, che invece sono ancora possibilmente interscambiabili tra di loro, con Matty Pryde
che continua a guardare da dietro F121 e Scorpion, anche se F121 ha fatto un piccolo errore prima di passare sulla linea del traguardo a completare il 18° passaggio, però Scorpion ha avuto il tempo di approfittarne, perché insomma sul finale passare è molto complicato. Lo vediamo adesso con l'onboard di Matty Pry, praticamente quasi full throttle alla parte finale di circuito del Pordenone Kart Indoor, e quindi insomma in quel frangente non ha potuto proprio approfittare a causa della conformazione della pista. Però intanto Nico 15 è entrato nell'ultimo terzo di gara e conduce senza problemi il Gran Premio del Pordenone Kart Indoor, nono appuntamento, il penultimo ricordo di questa stagione 2023 del campionato dei Amici Kart del Triveneto. Vi ricordo che tra l'altro tra un mese all'incirca ci sarà l'ultimo appuntamento stagionale, ovviamente sempre indoor, perché come abbiamo detto all'inizio, gareggiare in questo momento all'aperto, oltre che fare freddino, le condizioni dell'asfalto eventualmente non sarebbero neanche delle migliori a mio modestissimo parere. Però fra un mesettino appunto ci sarà l'ultimo appuntamento stagionale di questo campionato 2023 degli Amici Kart del Triveneto, che ovviamente noi di CTS Sport commenteremo e vi faremo appunto emozionare con le gesta in pista dei nostri amici kartisti, che ci faranno divertire anche durante l'ultimo appuntamento di questo campionato 2023. Ma nel frattempo, che ho dilungato un secondo il discorso, Nico 15 completa un nuovo passaggio, il 21esimo, nel tempo di 40.045. Ha alzato un pochino il ritmo Nico 15, però come ho detto nella batteria precedente, ha un vantaggio di quasi 4 secondi. Ci può anche stare che il pilota in testa alla corsa voglia un secondo alzare il piede sull'acceleratore e andare un po' di relax, ecco. Ti dirò, 40-0 non è neanche da fare, Sì, ormai ormai siamo abituati, Marco, che chi è in testa faccia i temponi, quindi per me un 40-0 può anche essere un secondo un po' di relax, però ci sta anche il tuo ragionamento, ecco. Però attenzione alla fine, questa domanda, come l'impressione che Scorpion è lì attaccato e in certi versi anche Metrai siano più veloci di F121, ma non riescono a passarlo, come se fossero abituati a fare quelle traiettorie che sono uguali, oppure Epiere sta chiudendo tutte le possibilità di andare a passare e dovessero fare qualcosa di diverso, ma non siano in grado, oppure non si sentono di fare qualcosa di diverso per cercare il sorpasso, perché diventa troppo rischioso. Però come l'impressione che in tanti punti della pista sia Scorpion che Metrai siano più veloci di F121, però non riescono a passare perché c'è questa figura davanti che continua a bloccare la strada. Infatti soprattutto nei giri precedenti tante volte il davanti del kart di Scorpion è andato a battare il posteriore di F121. Sì, lo possiamo vedere anche da questo onboard da parte di Scorpion, che nel tratto misto guadagna qualcosina, mentre invece magari nella parte dei rettilini Scorpion, anzi F121 allunga un pochino. Però effettivamente Marco hai ragione, perché dall'inizio della gara vedo Scorpion e Matty Pry leggermente più veloci rispetto appunto a F121, che magari ancora non ha digerito del tutto quella staccata di Nico 15, un pochino al limite del regolamento secondo me nel primissimo giro. È anche normale che guadagni quando vai a pochino, perché l'ingresso è più veloce, ma perché io sto seguendo come dentro la velocità, il tratto misto è più veloce, ti vado a prendere e trovo il modo di fare una traiettoria diversa e non tamponare più veloce, quindi questo è il problema è che deve fare cosa che non è più né adesso non è così, è una grande questo si riesce a rispondere allora vedere ancora più probabilmente è stato un problema per Under
Sì, attenzione perché Andre 98 Stay effettivamente è sceso di classifica, dalla quinta alla settima posizione, e ne beneficiano Niccolò Z e Piccolo Mole che salgono rispettivamente in quinta e in sesta posizione. Però attenzione perché forse possiamo vedere un doppiaggio da parte di Nico 15 nei confronti del Ninja, che in questo momento si dovrebbe trovare in ultima posizione. E ovviamente Ep121, Scorpion e Matty Price sono ancora lì appaiati, e Ep121 sta difendendo con le unghie e con i denti questa seconda posizione, che potrebbe anche essere molto vitale. Anche se qua Scorpion ha fatto un leggerissimo errore, quindi diciamo che sta un po' perdendo forse la pazienza Scorpion, quindi deve guardarsi da Matty Price adesso. E lì deve trovarsi un giro solo. Comunque doppiati adesso giro 27. Non male, bella gara da molto veloce. No, perché comunque adesso, vedendo un secondo i giri veloci sul giro, adesso Nico 15 ha piazzato sì il giro veloce in 39.677, però poi anche il Ninja non è che sta girando lentissimo, che è quello che si trova in ultima posizione, ha girato in 40.196, quindi voglio dire, il livello comunque dei piloti della Gol 2 è molto elevato, è molto importante, quindi insomma possiamo anche dire che comunque i piloti della Gol 2 sono tutti racchiusi in 5-6 decimi per quanto concerne appunto i giri veloci sul giro. Però comunque Marco, siamo nel corso dell'ultimo giro con Nico 15 che grazie a quel sorpasso all'inizio, ripeto, un po' al limite forse ai fini del regolamento, però sta conducendo la corsa, non sta avendo problemi, la bandiera a scacchi del commissario sta soltanto aspettando il passaggio di Nico 15 che va a vincere la categoria Gold 2. Poi abbiamo Ep121 che esulta giustamente, perché nonostante un primo giro abbastanza negativo, visto che era partito in pole position, comunque è riuscito a conservare la seconda posizione. Scorpion in terza, Matty Prime in quarta posizione, poi abbiamo Niccolò Z in quinta e Piccolo Moni in sesta posizione, poi abbiamo Andre 98 Stay in settima, Rossi 96 in ottava, Fonti in nona, e poi a chiudere la top 10 abbiamo Erika. Adesso attendiamo il passaggio degli altri piloti sul traguardo prima di commentare la fine e prepararci alla batteria più importante, alla Gold 1, dove lì si assegneranno dei punti molto pesanti per la classifica piloti. Marco, diciamo che a parte Nico 15 che ha fatto un altro mestiere, non abbiamo poi purtroppo visto effettivamente la battaglia tra Ep121, Scorpion e Matty Pry. No, mi sarei aspettato qualcosina in più da parte loro, ma ci sta. Ep121 ha fatto un lavoro straordinario. Scorpion e Matty Pry hanno fatto veramente tanta fatica, ma il livello era molto alto. Cioè, Niccolò Z ha fatto un giro in 39,2 per dire. Quindi dimostrazione che il livello era molto alto. Complimenti a tutti i piloti perché comunque hanno fatto una bella gara, ma stiamo parlando di categorie molto alte. Assolutamente sì, tra l'altro quello di Niccolò Z è anche il miglior tempo del giorno fino a questo momento. Marco, siamo pronti per commentare la Gold 1? Ma direi di sì, non aspettavamo altro. Allora andiamo a vedere la griglia di partenza con Fra in pole position 39, anzi 498. 34 sembra un po' troppo. Poi Ali 17 in seconda posizione, Dennis Criminal in terza, Chobu in quarta, terza fila con Giro 94 HC e Giuli, quarta fila per Gigio 93 e Albi. Poi abbiamo Roby Lolly in nona posizione con Rotto a chiudere la quinta fila. Poi abbiamo Rise e Vendra in sesta fila. E poi abbiamo a chiudere la griglia di partenza Janet Sage con Esbuda in 40.352. Dalla prima fino alla 14ª casella, pensate, ci sono soltanto 854 millesimi di secondo. Quindi insomma un livello anche in questo caso di qualifica davvero incredibile. Peraltro dal 42 in giù,
quindi veramente pazzesco. Vediamo però cosa si tramuteranno questi livelli di qualifica in gara, perché poi lì è tutta un'altra storia. Esatto Marco, perché adesso pochi secondi e il via alla Gold 1, alla batteria che assegna punti pesanti per la classifica dei piloti del campionato 2023 di Amici Kart del Triveneto. Si stanno per accendere i 4 semafori rossi per poi spegnersi e dare il via ufficiale alla categoria Gold 1, 2, 1 e semaforo verde con Fra che mantiene la testa, con Dennis Criminal che mantiene non solo la terza posizione ma effettua anche un bel sorpasso e anche prende la testa della corsa. E abbiamo visto quindi che si può passare nonostante tutto nelle primissime tornate, anzi nelle primissime curve. Grande partenza da parte di Dennis Criminal, con Albi che sta tallonando il kart numero 2, quindi sto parlando di Roby LOL che ha fatto davvero una bella partenza, quindi un primo giro di Dennis Criminal davvero fenomenale, Marco, che è partito dalla terza posizione e adesso, se non ho visto male, è in prima, e così è, con Chobu in seconda, giro 94HC in terza, Fra dalla pole position è sceso addirittura in quarta, Gigio 93 in quinta, Alex 17 in sesta posizione, poi abbiamo Albi in settima, Giulia in ottava, Rotto in nona e Roby LOL che addirittura è sceso in 13ª posizione dalla nona, che era partito in grida di partenza. Quindi insomma una classifica, Marco, completamente rivoluzionata, ma Dennis Criminal ha fatto davvero una partenza da fenomeno. Dennis Criminal ha fatto una partenza da fenomeno, gli altri però un grandissimo caos. Io non so come ha fatto Albi, che a un certo punto stava passando in mezzo a tutti, poi a un certo punto si è ritrovato indietro, ma la gara è appena iniziata col botto. Il problema però è che, come abbiamo visto sempre, il botto iniziale porta già un gran distacco, e come prima Dennis Criminal sta passando dietro, c'è un terzetto che lo segue. Vedremo però, perché se continuano a fare i giri da qualifica che stavano facendo, vedremo tutt'altro ritmo. Soprattutto bisogna tenere quelli, quello è vero, per tutta la gara. Ma Dennis Criminal è capace di farlo, l'abbiamo visto dominare tante volte, un altro che però non vuole mai agire 94 quindi vedremo una grandissima gara. Sì, assolutamente, però quei due sorpassi all'inizio di Dennis Criminal, insomma, sono sorpassi davvero molto molto decisivi, forse anche in ottica mondiale, forse potrei anche azzardare a questo. Però comunque vediamo alle 17 Albi e Giulia passare di una posizione, perché Gigio 93 è sceso in ottava posizione. On board siamo con Albi che quindi in questo momento si trova in sesta posizione, che deve inseguire alle 17, che a sua volta sta inseguendo Chobu per la quarta posizione, che non è neanche troppo distante dalla terza di Fra, mentre invece Giro 94 HC comunque riesce a mantenere un gap abbastanza tranquillo nei confronti del terzo classificato, mentre invece Dennis Criminal non sta scappando, devo essere molto sincero. Fra e Giro 94 HC nel frattempo Rotto, bel sorpasso di Rotto nei confronti di Gigio 93, bello, ragazzi, quello è un punto di sorpasso molto valido, dopo curva 1 e curva 2, nel tornantino di curva 3 se si è un pochino esterni e uno è molto coraggioso si vuole inserire all'interno, e da lì poi forse può effettuare il sorpasso. E quello sì, potrebbe essere uno dei punti fondamentali, però guarda come va a Giro 94 così. Attenzione, perché si è scrollato di dosso Fra, Chobu alle 17 Albi, Giro 94 HC, e sta inseguendo Dennis Criminal, quindi attenzione, potremmo avere davvero una bella battaglia per la vittoria nella categoria più importante, la Gold 1, con Roby LOL che invece purtroppo adesso è ultimo, purtroppo continua un po' il momento negativo di Roby LOL, anche gli scorsi Gran Premi, insomma, sta facendo un po' fatica. Facendo più fatica, un altro invece Gigio 93 che ha perso proprio dalla partenza un po' di certezze. L'incognito professionale si riuscirà a tenere adesso, perché comunque non è in una zona facile e sappiamo benissimo, in medio parti con più serietà ed arrivare fino in fondo diventa complicato. Però il gruppetto che va da Fra ad Albi, mettiamo dentro anche Giulia,
sembra bello compatto, e questo è fondamentale, perché se hai un gruppo compatto che va tutti alla stessa velocità e riesci a tenere il passo dei primi due, diventa importante. Potremmo a vedere delle lotte che non abbiamo ancora visto fino ad ora. No, assolutamente. Tra l'altro, attenzione al Giro 94 HC che sta guadagnando costantemente 1-2 decimi al giro nei confronti di Dennis Criminal, quindi a breve forse potremo anche vederli vicini battagliare per la prima posizione. Nel frattempo qua siamo on board con Albi che sta cercando di guadagnare la quinta posizione nei confronti di Ale 17, e vediamo quindi il suo kart, il numero 2 se non erro, quello di Albi, anzi no, il numero 4, chiedo scusa, il numero 4, mentre invece il numero 2 è di Ale 17 che sta mantenendo la quinta posizione. Nel frattempo Dennis Criminal completa un altro giro in 39.854, per oggi 94 HC gira meglio, Marco, in 39.794, quindi qualche centesimo ancora lo lima al tempo di Dennis Criminal al giro 94 HC, e quindi prima o poi, Marco, vedremo i primi due incollati, mentre invece dal terzo al settimo compreso sono tutti lì incollati, Sì, sono lì incollati, ma bello che stanno anche andando a un buon ritmo, perché comunque non è che siano così distanti dai primi due. Poi credo che abbiano lo stesso ritmo di Dennis Criminal, perché il giro 94 HC è palesemente più veloce. Ora la domanda sarà, inizia a crearsi uno scenario interessante, perché se Dennis Criminal poi si sente attaccato riuscirà a tenere il giro 94 HC. Altra domanda, lo rallenterà? Andranno veloci? Dietro guadagneranno? Oppure no? No, secondo me andranno veloci, dai, non penso che penseranno a rallentare, non penso che faranno da tappo tra di loro per far rientrare fra Chobu al 17 e Albi, l'obiettivo non è mai farli arrivare, però poi con la bagarre non si sa mai, magari ti visto il passo di qua, ti visto il passo di là, dipende, vedremo. Vabbè, vedremo un po' nel corso dei giri, dai. Nel frattempo attenzione, perché Ale 17 è molto attaccato a Chobu, quindi attenzione, perché forse Ale 17 ha più chance di passare Chobu che appunto Chobu ha chance di passare Fra per la terza piazza, e quindi potremo vedere anche una bella battaglia per la quarta posizione. Nel frattempo Dennis Criminal forse ha guadagnato qualcosina in questa fase di gara nei confronti di Giro 94 HC. Vediamo un po' il tempo sul giro precedente. Beh, insomma, Giro 94 HC ha stabilito il suo miglior giro personale in 39.6 nello scorso giro. Adesso invece ha girato in 40.1, mentre invece Dennis Criminal ha girato in 39.7, quindi insomma in questo giro ha guadagnato 4 decimi, e si fanno sentire tutti questi 4 decimi di Dennis Criminal guadagnati nei confronti di Giro 94 HC. Nel frattempo le posizioni rimangono quelle rispetto al giro precedente, tranne che, attenzione, abbiamo un ritiro. Roby LOL, ritiro di Roby LOL, attenzione, purtroppo continua da almeno metà stagione un po' la situazione negativa di Roby LOL e anche del Team Capeta. Peccato, perché non ci voleva questo ritiro da parte di Roby LOL del Team Capeta, e vedremo se poi nell'ultimo Gran Premio della stagione, fra un mesettino circa, riuscirà a riscattarsi oppure no. Nel frattempo Albi è tallonato da Ale 17, che a sua volta è tallonato da Chobu, che sta perdendo un po' di tempo nei confronti di Fra, che sta approfittando e se ne sta andando, e quindi ampliando un po' il gap nei confronti da Chobu alle 17 ed Albi. Poi vedremo anche, secondo me, anche Giulia. Adesso questa inquadratura non ci aiuta tantissimo, però ci sta, credo che anche Giulia sia anche lì attaccata al gruppone che battaglia per la quarta posizione. Però adesso vediamo, perché mi aspetto sicuramente un bel attacco da parte di questi piloti per cercare di cambiare un po' la situazione, le carte in tavola, perché non penso che quelli della Gold 1 vogliono starci e vogliono forse inventare qualche sorpasso in qualche punto impossibile. Però Marco, fino a questo momento una bella batteria, Bella batteria, ma dipende. Come prima, trovare il sorpasso è complicato, anche perché non è che stanno girando piano come tu, girano molto veloci tutti. Ha guadagnato qualcosa Fra? Non ha guadagnato qualcosa, ha guadagnato un po'.
Dietro invece si è ricompattato tutto fino a Rotto, e Giulia e Rotto sono portati molto sotto, quindi questo si può creare, questa situazione diventa complicato perché poi vanno tutti veloci, magari dietro inizia ad andare anche un po' più veloce, ma se non riesci a sottostare è questo. No, esatto, perché adesso si è aggiunto anche Rotto nella festa per la quarta posizione, perché comunque Fra qualche decimino ce l'ha di vantaggio nei confronti del gruppone comandato da Chobu della quarta piazza, quindi fino a questo momento Fra sta girando molto bene, non sta subendo pressioni particolari da parte di Chobu, però insomma staremo a vedere. Ormai siamo nella seconda parte di gara, 15 giri fatti, siamo nel corso del 16° passaggio con Dennis Criminal in prima posizione, giro 94 HC in seconda posizione, poi abbiamo Fra in terza piazza, poi abbiamo Chobu che comanda il gruppone che va fino a Rotto in ottava posizione, poi abbiamo Gigi 93 in nona, Vendra in decima, poi abbiamo Janet 16 in 11ª posizione, poi abbiamo Esbude in 12ª posizione e Rise in 13ª casella. Purtroppo, come detto poc'anzi, in 14ª posizione e purtroppo ritirato dalla corsa Roby LOL del team Capeta, che non sta purtroppo disputando un buon weekend il team Capeta nella batteria Gold 1, perché appunto Giulia è in settima posizione, mentre invece appunto Roby LOL è ritirato dalla corsa ormai qualche giro. Adesso vediamo un po', staremo a vedere con questo duello clamoroso per la quarta posizione, perché ormai Fra ha preso qualche decimo, Marco, lo vedo lì Fra abbastanza tranquillo che cerca di scordarsi di dosso e lo sta facendo in parte gli altri. Abbastanza tranquillo anche no, però sì, è lì davanti, ha guadagnato qualcosina rispetto agli altri e sembra più Chobu che fa d'attacco rispetto a Fra. Un po' lo stesso discorso che dicevamo prima di App 121, che non era forse il più veloce nel gruppettino della per la battaglia per la seconda posizione. Qua possiamo dire la stessa cosa di Chobu, forse. Sì, probabilmente sì, o Chobu o alle 17, però vanno magari un po' uno, un po' l'altro, un po' uno, un po' l'altro. Ma il mio dubbio è, eccolo, si sta risolvendo il mio dubbio. Quando è che Giro 94 HC raggiungerà Dennis Criminal? E adesso è veramente attaccato no, ma è lì, lo stanno usando. Sì, perché negli scorsi due giri Giro 94 HC ha guadagnato 2 decimi al giro per un totale di 4 decimi. Adesso bene o male hanno pareggiato le prestazioni in 39.797 Dennis Criminal, in 39.711 Giro 94 HC, quindi attenzione perché le prestazioni stanno per pareggiare e di conseguenza lo spettacolo sarà davvero garantito nell'ultimo terzo di gara, con ancora una volta un board di Albi che sta diciamo battagliando con Ali 17 per la quinta posizione. Staremo a vedere se appunto Albi cercherà di mantenere un attenzione però non vedo più Ali 17, no, Ale 17 ha preso la posizione su Albi, non ce l'hanno inquadrato, ma Albi ce l'ha fatta a passare alle 17. Sembrava strano non vedere Fra davanti, invece c'è Chobu davanti e Fra un po' più sotto, sembrava strano. Attenzione, quindi non abbiamo avuto la possibilità di vedere il sorpasso effettivo di Albi nei confronti di Ale 17, però Albi ha guadagnato così la quinta posizione e ora può attaccare lui in prima persona Chobu, e anche qua forse ha tentato un minimo di trovare un varco Albi nei confronti di Chobu. Nel frattempo Giro 94 HC è vicinissimo, ha ormai francobollato il posteriore di Dennis Criminal, e quindi anche qui possiamo vedere una bella battaglia per la prima posizione finalmente. Sì, Giro 93 dopo aver perso la prima posizione e essere staccato comunque sta tenendo abbastanza bene, nel senso quello che doveva fare dopo essere stato tutti i corridori e aver perso, ha un buon atteggiamento, sta cercando di rimettersi sotto, quindi bravo anche lui, bravi anche quelli dietro, però occhio perché la bagarre forse è appena iniziata e manca veramente poco. Sì, perché ormai siamo nelle ultime battute con Dennis Criminal, che ormai non si contano più i tempi sul monitor, ma ormai si vede che Giro 94 HC è appaiato
e è franco bollato sul posteriore di Dennis Criminal. Invece qua la battaglia per la terza posizione si rianima, perché anche Fra adesso è inglobato, prima aveva guadagnato qualcosina ma adesso l'ha riperso, e quindi attenzione, la battaglia per la terza posizione non è finita, anzi forse è anche iniziata, con Fra che sta cercando di difendere la piazza d'onore, perché ormai non ha più possibilità di recuperare il distacco che c'è tra di lui e Giro 94 HC, che adesso sta soltanto pensando di trovare un pertugio, una porta per superare Dennis Criminal. È sempre molto bene da questa curva, con una buona trazione, la prende un po' più larga, però Dennis Criminal sta guidando comunque molto bene. È vero che ha perso un po', adesso è da testare la sua difesa. Sì, assolutamente, testare la sua difesa e anche la sua concentrazione, perché adesso la tensione è alta, attenzione, bel sorpasso di Albi su Chobu, bello, guardiamo, rivediamolo anche dall'onboard, ha lasciato leggermente la porta aperta e là ne ha approfittato, bel sorpasso. Sì, ha aspettato il momento giusto e l'ha colpito, bravo Albi, era il momento giusto. Doppio sorpasso non da poco, per questo circuito, per la situazione che descrivevamo prima, e non vorrei mai che adesso va anche a raggiungere Fra, perché comunque la velocità ce l'aveva. Sì, attenzione quindi ad Albi, ora dobbiamo vedere se Albi riuscirà a sua volta a raggiungere Fra per la terza posizione, però ripeto, un bel sorpasso da parte di Albi nei confronti di Chobu, un sorpasso molto pulito, molto netto. Ora vediamo appunto tentare sul traguardo con Dennis Criminal, che completa il giro numero 24 in 39.781, mentre invece Giro 94 HC in 39.717, Fra in 39.863, mentre gli altri oltre il 40, con Albi in 40.0, Giuli in 40.5 e Chobu invece ha girato leggermente un po' più lento proprio a causa del sorpasso. Però Albi adesso è franco bollato nei confronti di Fra. Sì, l'ha preso bene, Fra un errorino piccolino e Albi è lì, è tosta ma Albi è veramente lì, sembra averne molto. Sì. Prima gli hanno dato fiducia, quindi può tentare l'aggancio da un momento all'altro. Bella chiusura qui, non è facile. No, non è per niente facile, perché poi Fra mantiene una traiettoria molto centrale, quindi insomma già superare è complicato. Se poi c'è Furbi, qua Albi è molto forte in questo settore della pista, si vede che comunque Albi è più veloce, si vede il punto è essere veloce nel momento. Attenzione, il contatto e attenzione, perché c'è stata la foratura per Chobu, che peccato. E allora situazione di safety car, forse situazione di full course yellow in questo momento al giro numero 26, perché c'è stata una foratura. Meno male che la grafica ci ha fatto insomma vedere il motivo, ed eccolo perché il kart di Chobu è in mezzo alla pista e quindi fino a questo momento non si può riprendere. Vediamo se adesso Chobu riuscirà a ripartire, però il replay non mi sembrava sincero un contatto molto importante, però invece a causa di una foratura Chobu è costretto forse al ritiro, forse non riparte neanche. Vabbè, con la foratura è difficile, però intanto sono ripartiti. Ripartenza, attenzione, c'è stata la ripartenza con Dennis Criminal che forse ha guadagnato qualcosina da questa ripartenza nei confronti di Giro 94 HC, e peccato, che peccato per Chobu, ragazzi, ritirato da una foratura. Francamente è la prima volta che vedo un kart che si ritira per una foratura, francamente. Quest'anno non è successo ancora, e quindi spiace per Chobu, perché aveva fatto comunque una gran gara, era lì a giocarsela, è veramente una gran sfortuna. Vediamo, perché questo episodio può cambiare molto proprio a 2 giri dalla fine, uno solo, e Dennis Criminal ne ha approfittato, perché ha guadagnato dalla ripartenza il vantaggio che gli serve per il suo giro 94 HC per andare a prendersi la vittoria con tranquillità, perché comunque qualche decimo in più ce l'ha e come deve solo amministrare ora.
Sì, ora deve soltanto amministrare Dennis Criminal su Giro 94 HC, sono tipo 5-6 decimi di secondo, però adesso sta per iniziare l'ultimo passaggio, siamo nel corso del 29esimo giro, quindi siamo all'ultimo passaggio con Dennis Criminal che è lì in prima posizione grazie a una super partenza, lui che era partito dalla seconda fila, ma poi grazie a un sorpasso fenomenale in curva 1 e poi anche in curva 2 nei confronti di Giro 94 HC, e quindi davvero un gran premio in cui Dennis Criminal è stato davvero molto protagonista. Poi c'è stato anche il duello, lì in fondo vedo anche un bel duello fra Fra e Albi per la terza piazza, e quindi attenzione perché possiamo vedere davvero delle belle battaglie. Anzi, questo è l'ultimo giro, chiedo scusa, era l'ultimo. Quello precedente era il penultimo, questo invece è l'ultimo giro ufficiale con Dennis Criminal che conduce le danze, però Giro 94 HC si ricuce perché non vuole demordere, è lì appaiato, mentre invece Fra e Albi cercano di battagliare per la terza posizione. Lì in fondo in precedenza avevo visto un tentativo di sorpasso da parte di Albi nei confronti di Fra che però non è andato a buon fine. Giro 94 HC è